Salve a tutti, buonasera, ciao Massimo. Ciao Marco, benvenuti alla nostra serata speciale in diretta sui Davide Donatello 2021. Allora, vediamo se non facciamo come l'altro anno, Massimo, che è stata una maratona di quelle proprio da Guinness dei primati. Questa volta però no, cercheremo di contenerci, insomma, e di seguire insieme a voi questa serata finale dei Davide Donatello. Ovviamente, visto il nostro logo in alto a destra, cioè Soundtrack City, noi, Massimo, ovviamente ci occupiamo soprattutto dei premi musicali, ma questa volta però parleremo anche di altro, faremo magari dei giochini con voi, tipo pronostici, quelle cose lì. Intanto, Massimo, ci ricordi un attimo chi sono i candidati delle nostre, come posso dire, Categorie. premi, esatto, categorie di riferimento? Predilette di riferimento. Tra l'altro ci tengo a dire che stasera noi andiamo in diretta contemporaneamente con la diretta della cerimonia su Rai 1 o sugli altri canali ADBTA con Carlo Cotti, che condurrà per l'appunto i premi Davide Donatello, che finalmente quest'anno si fanno in presenza sempre con le dovute regolamentazioni anti-Covid, ma comunque presenza è. Allora, quest'anno sono candidati al miglior compositore nella categoria che a noi riguarda, a Soundtrack City sono Hammamet, Nicola Piovani, I Predatori, Niccolò Contessa, prima nomination alla sua prima colonna sonora, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, Michele Braga, Miss Marx, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo più i Downtown Boys, Non odiare, Pivio e Aldo Descalzi, Volevo nascondermi, Marco Biscarini, Daniele Furlati. E questo per quanto riguarda il miglior musicista. Per quanto provvede la sezione miglior canzone originale, abbiamo Gli anni più belli di musica di Claudio Baglioni, testi di Claudio Baglioni, interpretata da Claudio Baglioni, La vita davanti a sé, con la canzone Io sì, Sin, musica di Diane Warren, testi di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi, interpretata da Laura Pausini. Poi abbiamo Non odiare, titolo Miles Away, Pivio e Aldo Descalzi le musiche, testi di Ginevra Nervi che interpreta anche la canzone. Abbiamo Immigrato, canzone tratta da Tolo Tolo, musica di Luca Medici e Antonio Iammarino, testi anche loro, e interpretata da Luca Medici in arte Checco Zalone. E poi, non ultima, Volevo nascondermi, il titolo della canzone è Invisible, musica di Marco Biscarini, testi sempre di Marco Biscarini, interpretata dalla cantante La Tarma. E questi sono i premi che a noi interessano. Allora, noi diciamo subito che durante questo nostro programma interverranno molti dei candidati al miglior compositore, ma anche del miglior canzone. La cosa fondamentale che magari ci tengo a dire è che, considerato le ultime volte in cui, soprattutto l'altro anno, dove i musicisti penso gli hanno dedicato, non lo so, 15-20 secondi al massimo, gli hanno dato la targa, via, arrivederci, grazie. Noi andiamo anche a coprire, cerchiamo anche di coprire questo buco, cioè nel senso che in qualche modo non ci sono alcuna informazione su questo mondo che è quello delle colonne sonore, la Rai non le passa, cerchiamo di passarle noi. E lo facciamo con molti dei protagonisti di questa serata. Serata. Forse ci saranno anche delle sorpresine, perché abbiamo il nostro uomo a Lavana che sta lì appunto è un candidato, esatto, è un candidato che però ha detto che se possibile cercherà di mandarci qualche immagine direttamente da lì. Sappiate che tutti i musicisti stavano al Teatro dell'Opera di Roma, dove peraltro si terrà al massimo un concerto se ho ben capito, di 3 brani di Ennio Morricone, diretti da Andrea Morricone. C'era una volta in America il Deborah's Theme, il tema classico Gabriel's Oboe da Mission, e poi, se non mi ricordo male, il terzo era un altro dei temi famosissimi della lunga e sterminata filmografia del maestro, ahimè, che ci ha lasciato il 6 luglio scorso, maestro per l'appunto premio Oscar Ennio Morricone,
ed è il terzo è Nuovo Cina Paradiso, infatti. Quindi temi a lui molto cari. Allora, intanto ringraziamo Riccardo Rocchi per questo incitamento che ci dà e allora io direi, Massimo, se sei d'accordo, introduci te il primo ospite. Perfetto, io tanto come state vedendo alle mie spalle ho uno schermo del televisore nero. Quando il mio amico socio di merende e di puntate mi dirà che è partita la diretta, io metterò Rai 1, così vediamo tutto in diretta anche noi, possiamo commentare come fanno gli youtuber, gli influencer moderni, anche noi siamo degli influencer al nostro modo. Primo ospite di una certa age, l'influencer age siamo. Il primo ospite di questa serata è il carissimo Daniele Furlati, compositore insieme a Marco Biscarini, ed è questa colonna sonora del film di Giorgio Dritti, Volevo nascondermi. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Massimo, grazie, ciao Marco, grazie di questo bellissimo invito e avete, insomma, state facendo un lavoro strepitoso e incredibile, insomma ce n'era veramente bisogno, insomma state dando una visibilità al nostro quasi invisibile lavoro di compositori per il cinema e quindi veramente grazie vi ringrazio Daniele. Tantissimo, vi ringrazio, siete straordinari. Siete. Grazie Daniele. Senti, posso andare io con la prima domanda, no? Che allora vedo che le coppie, ci sono già un paio di coppie che interverranno, coppie nel lavoro. Uno è alla serata lì al Teatro dell'Opera, l'altro poverino è rimasto a casa. Daniele, come avete fatto questa scelta? Chi va e chi non va? Ma guarda, la scelta sostanzialmente è stata fatta cioè quella che abbiamo fatto fra di noi, come l'abbiamo fatta, ho scelto io, anche perché noi insegniamo tutti e due al Conservatorio di Rovigo, Marco è il mio capo di dipartimento. E allora comunque, siccome voglio dire, in ogni modo non ci si poteva, uno dei due non poteva andare, ho optato per rimanere io, anche perché comunque avevo altri problemi, eccetera, e quindi diciamo che è stato più comodo per me rimanere a Bologna e più comodo per Marco andare a Roma. Però fermo restando che sarebbe stato molto bello partecipare tutti insieme, come è successo anche altre volte. Certo. Sarebbe stato bello che anche voi foste lì con noi, sostanzialmente. Queste sono... Però questo insomma è già un miracolo che riusciamo a fare questa operazione così complessa in ogni modo. Sì. Poi sai, rispetto l'altro anno proprio non c'erano neanche un rappresentante, quindi diciamo che ecco, se vuole essere forse un piccolo ritorno alla normalità, poi il Teatro dell'Opera è bellissimo, quindi speriamo che ci porti bene a tutto quanto il movimento. Ecco. Sì. Lunga vita a Soundtrack City, assolutamente. Speriamo appunto che le prossime volte si faccia sempre dal vivo. Magari, infatti ce l'auguriamo. Tra l'altro questa location del Teatro dell'Opera un po' secondo me va ovviamente sia a distanza delle location scelte nelle scorse edizioni. Viva Volevo nascondere i bravi Furlati Biscarini. Brava, grazie Tamara. Lei è una grande fan di musica per immagini. Tanto fa anche un gioco su internet sulle colonne sonore. È troppo divertente, andatevela a cercare. Volentieri. E comunque, dicevo, questa location nuova di quest'anno abbina il melodramma italico, quindi la grande tradizione storica musicale, poi con tutto quello che di moderno quest'anno c'è. E la domanda che abbiamo posto al tuo collega Marco Biscarini è stata quest'anno una prevalenza di colonne sonore dove c'è un grande uso della musica elettronica, ma in realtà c'è un binomio proprio quasi imprescindibile tra colonna musicale originale e colonna musicale sonora, quindi il suono. Proprio anche nel vostro caso Volevo nascondermi è una musica, uno score che proprio abbina le due cose in maniera perfetta, una non può prescindere dall'altra. E sono altri casi in questa cinquina di candidati alla miglior colonna sonora, per l'appunto. Sì, beh, guarda, questo allora intanto mi fa piacere che voi abbiate notato questo aspetto, che credo che sia un aspetto molto importante nella diciamo in una grammatica, perché non mi piace dire nella grammatica cinematografica di oggi, perché sennò si rientra in una visione assoluta. Daniele, avvicinati un po', avvicinati di più al microfono perché purtroppo si sente poco. Mi sentite adesso un po'? Adesso meglio. Sì, meglio. Scusatemi, ma questo è la... Sì. Sì. Allora, purtroppo anche così si sente.
Bene. Sì. Bene. Allora, dicevo, mi fa piacere che comunque abbiate notato questo aspetto. Dicevo che una cosa su cui discutemmo tanto prima di iniziare proprio la lavorazione proprio della colonna musicale del film fu proprio sul taglio da dare diciamo proprio alla sonorità che avrebbe dovuto avere questo insomma l'emotività o di Ligabue o comunque il suono, la musica e il suono nel film. A me è capitato prima delle riprese di andare a fare dei sopralluoghi a Gualtieri e sono andato anche a visitare la casa museo di Ligabue, che invito tutti ad andare a vedere perché comunque è molto, molto bella, molto interessante. E dopo sono andato al museo Ligabue, dove ho visto, insomma, ho letto anche delle descrizioni di quadri, eccetera, di come lui ha lavorato, eccetera, e a me ha colpito tantissimo personalmente. Dopo poi queste cose io le avevo condivise con Giorgio Diritti, ovviamente, con Marco, sul discorso del mondo fiammingo dietro negli sfondi di Ligabue. E quindi quest'idea qua, diciamo che alla fine è rimasta un po' dentro, cioè di creare comunque uno sfondo lontano, e l'elettronica comunque te lo crea un distacco sostanzialmente. E credo che questa cosa qui secondo me sia insomma, in un certo modo sia stata una sfida abbastanza della quale noi siamo convinti, insomma, di aver, insomma, di esserci avvicinati a questo scopo sostanzialmente. E questo era un punto. Altra cosa che a me piaceva era quella di riuscire a dare, in un certo senso, visto che comunque si parla molto nel film di un Ligabue, si vedono meno in relazione alle opere a quanto si vede la sua vita. Quindi questa era un'altra scelta registica. Allora per me era molto interessante che anche il suono delle pennellate in un certo senso potesse venire fuori. Questa cosa qui in parte è stata fatta musicalmente. Poi ovviamente la musica non è un elemento così, avete sentito, così diciamo fuori dal film, non esce così tanto fuori da tutto, e quindi in parte magari questo aspetto delle pennellate, che noi avevamo provato a farle con un suono di viola da gamba pre-registrata, avevo campionato la sua viola da gamba, abbiamo fatto degli accordi che creavano secondo noi proprio il senso della pennellata. Quindi alla fine c'è andata a finire questa musica qui, però magari non è così evidente. Però è interessante perché, citando il nostro caro amato Morricone, in una cosa che lui ha sempre detto molto bella quando ha lavorato anche con Pasolini, Pasolini gli chiese di inserire il Requiem di Mozart all'interno di Teorema. Alla fine quella citazione c'è ma non si sente, ovvero si sente ma poco. Quindi l'importante è che comunque secondo me l'importante ci sia quel sentore a far rimanere all'interno della musica di un film degli aspetti che comunque per il compositore, per i compositori e per il regista naturalmente sono degli aspetti che riescano a dare una profondità al film. Quindi a me non interessa appunto se questi elementi poi vengono più o meno fuori o se il pubblico se ne accorge o meno subito. L'importante è che comunque ci sia questa profondità, e questa sarà sempre un po' la nostra scommessa, quella di cercare di sfidare di fatto le nuove, anche utilizzando le nuove tecnologie, eccetera, cercare diciamo di avvicinarsi sempre di più all'anima del film, appunto con degli elementi nuovi. Sei staccato, Marco? Poi credo sia frequente queste indicazioni di suggestioni che poi magari non nel corso del film vengono o tralasciate, però danno una partenza, forse danno l'abbrivio anche al compositore dal punto di vista proprio strettamente operativo, strettamente lavorativo. Questo discorso della pennellata è molto bello, immagino che ripeto, questo nell'ambito della composizione siano suggestioni che più o meno si ritrovano in molti lavori. Forse nei vostri più degli altri, punto di domanda.
No, questo io non ti so più degli altri compositori, intendi? O intendo dire, in voi è particolarmente preponderante questo tipo di approccio, mi sembra, cioè cercare in qualche modo di lasciarsi influenzare dai suoni, dai rumori, Sì. dall'ambiente, ecco. Sì, da sempre, questo io ti posso dire che è sempre stato un cruccio molto forte nella ricerca, diciamo, che noi, insomma, abbiamo sempre cercato di fare. Quindi, pensando anche al Vento fa il suo giro, siamo entrati dentro al mondo occitano, ma senza perché comunque noi non siamo di quelle zone lì. Idem vale per, appunto, né io né Marco siamo pittori, e quindi non puoi fare il pittore, però è interessante riuscire a entrare dentro quel mondo e provare a ricrearlo da un punto di vista poetico. E quindi questa cosa qui questa è sempre la sfida, non sempre ci si riesce. Poi, se non vado errato, voi lavorate con un sound designer Leprotti, se non vado errato. Sì. E quindi, guarda, tra l'altro andiamo molto fieri di questa scelta. Luca è bravissimo, ma voglio dire questa cosa perché Luca è stato studente al Conservatorio di Rovigo, dove insegniamo sia io che Marco. E questo, tra l'altro, Luca è un ragazzo molto giovane, cioè un ragazzo trentenne che adesso è diventato a sua volta insegnante, nostro collega. E quindi, per dire che per noi, cosa che non è stata fatta in altre generazioni, assolutamente, cioè altre generazioni hanno escluso completamente generazioni più giovani, eccetera, invece noi cerchiamo di formare. E ovviamente le persone sono già brave loro, quindi non è che si tolgano dei meriti a persone che già sono brave e talentuose, però cerchiamo di integrare poi pian piano, a poco, insomma, diciamo, la professionalità che ha acquisito un ragazzo all'interno del nostro ambito lavorativo. Così è successo anche con la Marta, con la Tarma, che comunque anche lei ha studiato a Rovigo, ha fatto insomma gli esami a Rovigo, ha finito tutto il percorso di studi, e anche con lei è partita questa collaborazione che poi dopo è andata avanti. Che non è poco, questa chiave anche lavorativa, ecco. E non solo, perché dentro al film hanno collaborato molti altri ragazzi con altre mansioni, eccetera, che sono comunque iscritti ai nostri corsi di musica applicata. Insomma, io e anche Marco, non voglio parlare per bocca sua, ma so che ne va molto fiero di questa cosa, perché comunque può offrire anche una grande motivazione alle nuove generazioni. Cioè, voglio dire, voi col vostro lavoro state cercando di promuovere un'attività che negli ultimi 10 anni, vogliamo dire, forse anche un po' di più, almeno in Italia è quasi scomparsa. Cioè, voglio dire, c'è il grande rischio che scompaia del tutto. Volevo essere buono. Però io voglio spezzare una lancia a favore del discorso di Daniele, soprattutto a favore della coppia Furlati-Biscarini e tutto quello che fanno da un punto di vista di corsi di docenza riguardo la musica applicata alle immagini. Io ogni volta che mi chiedono a cosa far riferimento per apprendere questa materia affascinante ma complicata, come tutte le materie che si devono studiare come Dio comanda, con tutti i santi crismi e facendo una gavetta giusta, io li indirizzo nei loro corsi, perché effettivamente ci si trova ad avere una visione completa e approfondita di quello che è fare questo mestiere, senza nulla togliere ai corsi che facciamo io e Marco, che abbiamo promosso ultimamente. No, ma poi certo, al di là di quello io voglio dire che il Conservatorio di Rovigo ormai è diventato un punto di riferimento, al di là quindi intendo dire della musica applicata. Senti Daniele, sì. Noi adesso facciamo spazio al tuo socio e collega che ha lasciato un contributo. Bene. E che dire, noi vi auguriamo tutto il meglio. Grazie mille. Grazie Daniele. E ci sentiamo al lupo, come abbiamo detto a quelli che abbiamo intervistato. Crepi il lupo e un abbraccio a tutti. Grazie di cuore. Ciao Daniele, a presto. Ciao, grazie Daniele. Ciao. E quindi niente, ora andiamo con il contributo al socio di Daniele Furlati, Marco Biscarini, che si trova questa sera alla cerimonia. Lui è lì proprio. Lui è lì a Roma e ci ha lasciato questo contributo registrato oggi pomeriggio.
Benvenuto a Marco Biscarini. Ciao Marco, ciao. Che piacere averti con noi. Altrettanto, è un gran piacere ritrovarvi, seppur Grazie, virtualmente, però credo che siamo vicini anche al momento che potremo incontrarci finalmente. Speriamo, lo speriamo tutti quanti. Intanto per noi è un piacere avere buona parte dei candidati nella categoria cinemusicale del David Donatello. Aspetta che Marco mi si era abbuiato, no, che è ritornato in viva luce. No, avevo messo la sveglia per la tua intervista, quindi bene. Dai, allora intanto volevamo sapere un po' l'emozione del momento, e poi sei a Roma, stasera sarai in diretta durante la cerimonia, che per fortuna quest'anno si fa in presenza, con le ovvie regolamentazioni e di sicurezza. Un po' dici questa emozione di aver ricevuto questa nomination. Innanzitutto sono molto felice, siamo molto felici, parlo anche a nome di Daniele che poi parlerà personalmente, di essere qui con il film, anche molto curiosi di vedere come va a finire. Io i David li vedo un po' un indicatore, no? Tu sai come io sono interessato ai linguaggi per capire un po' quali sono le tendenze che più arrivano, che più vengono riconosciute. Io credo che perlomeno nel settore colonne sonore c'è una bella varietà di linguaggi, no? Da Miss Marx a Volevo nascondermi a non odiare, a Mamet, ai Predatori, tutti quelli che sono secondo quest'anno. me c'è anche molta curiosità, insomma, di misurarsi con questa finale in maniera molto serena, però molto contento anche per le 3 candidature, anche per il suono e per la canzone, perché faceva parte del progetto filmico, nel senso che con Diritti abbiamo voluto proprio abbracciare tutto il comparto audio, e quindi per fare un unicum di linguaggio che andasse dal suono alla musica, e quindi lo vedo come un passo riuscito di questa operazione. Sai, con Giorgio da 16 anni lavoriamo. È andata via un po' la linea, Marco. Ti sento spizzichi e bocconi. Eccomi, scusa. No, figurati, vabbè. No, dicevo, con Giorgio corona questo anni di lavoro insieme, e ogni volta ci siamo sempre detti di non ripeterci, ma di sperimentare su nuovi linguaggi, quindi vediamo un po' la situazione si evolverà, però siamo sereni, contenti. Come stiamo dicendo a tutti quanti, tanti veramente in bocca al lupo, incrociamo le dita. Quest'anno effettivamente accomunano tutte le candidature dell'ambito della categoria miglior musicista e miglior colonna sonora questo rapporto intrinseco tra suono e musica originale, e poi volevo nascondermi, come nel caso anche di Miss Marx, di non odiare, è abbastanza pregnante questa dualità di musica e suono, quindi effettivamente sì, è una grande sorpresa. C'è una tendenza ad andare verso in questa direzione, secondo me, almeno così, a vedere le candidature e il tipo di film che sono stati premiati dai giurati, quindi siamo molto curiosi, insomma. E poi niente, attendiamo il momento. Bene. C'è anche Marta Scaria, sì, la posta della la Tarma, scusate, non la posta della Tarma, la Tarma, che rappresenta la canzone che io ho scritto Invisible, e quindi siamo una bella squadra. Bene. Senti, un po' oltre l'emozione del momento, che comunque anche quest'anno viverla finalmente di presenza, questa cerimonia non è come l'anno scorso, per fortuna, anche se con i dovuti distinguo, comunque siete sempre separati. Intanto in questa nuova location, il Teatro dell'Opera di Roma, che rende ancora tutto un po' più forse classico e un po' più teatralmente italiano, se vogliamo dire, rispetto alle edizioni passate. Sì. Ti volevo dire, cosa senti che in particolar modo la vostra colonna sonora ha colpito i giurati e soprattutto poi anche il pubblico, perché comunque c'è stato un riscontro anche da parte del pubblico, non solo nei confronti di questo bellissimo film, ma nei confronti anche della
meravigliosa colonna sonora che lo sostiene. Ma secondo me è molto imprendibile, no? È molto invisible. Ci sono delle cose che ti aspetti che vadano in una certa direzione, poi ne prendono altre. E molti linguaggi che si sedimentano, si mescolano tra di loro, un certo uso dell'elettronica che io sto sperimentando in questo ultimo periodo, molto di fondi leggerissimi elettronici, ispirandomi un po' a quello che fiuto, che sta succedendo un po' in tutta Europa, nel nord Europa, con molta attenzione. Per cui secondo me è una serie, pur mantenendo un carattere molto italiano, ha una serie di ingredienti internazionali che la rende internazionale per la ricerca del suono, e forse questo aspetto qua, come proposta italiana, è abbastanza nuova, insomma. Bene. O almeno Senti, l'intenzione era quella. Ecco, ma secondo me l'avete raggiunta pienamente. Senti, ti volevo chiedere come ultima domanda, che stiamo facendo un po' a tutti i nostri ospiti che non saranno con noi in diretta, ma che ci lasciano questo loro contributo. Qual è secondo te la colonna sonora che ti ha colpito maggiormente, sia estera che italiana, e dell'anno appena passato, che per te ha suscitato un interesse in particolar modo, che ti è piaciuta? Beh, io devo dire, criticata da tutti, ma è stato Tenet, perché ho rivisto l'operazione che io, insomma, sto cercando di portare avanti, un grande audio integrato fra sound design e musica. Le musiche di Ludwig Göransson. Forse non riuscitissima, un po' caotica, perché ho visto che è stata anche molto criticata, ma in realtà però io credo che sia un'operazione sul suono molto interessante, da tenere sott'occhio anche per il futuro, da studiare approfonditamente. Grazie Marco, allora tanti in bocca al lupo e un abbraccio. Grazie veramente, ciao, buona serata a tutti gli spettatori, ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao. E rieccoci qui. Che bello, prima avevo la barba, ora no, come per magia. Chissà, come mai? Ma questo oggi pomeriggio, perché tutti i nostri contributi sono stati registrati oggi pomeriggio, chi più, chi meno. Ci tengo anche a dire che dovevamo avere dei contributi da parte delle cantanti di queste, due delle cantanti nominate per la miglior canzone, la Tarma e Ginevra Nervi, ma hanno avuto dei problemi all'ultimo momento e quindi arriveranno? Non arriveranno? Può darsi di no, è più no che sì, però comunque il pensiero c'è stato e li ringraziamo per questo. Mi ha chiamato invece 2 minuti fa Laura Pausini dicendo che purtroppo non può essere dei nostri. Sto scherzando naturalmente. Però attenzione, il buon Privitera che è qui accanto a te, da questa parte, si è prodigato per averla e ha detto che purtroppo era pregna di impegni e non poteva lasciarci una sua considerazione riguardo a questa nomination. Ma già credo che lei stessa aprirà la diretta che tra poco andremo a vedere anche noi. Al momento sento con l'orecchio destro non è ancora partita la diretta, no. Però invece io vedo nel backstage l'altra metà del duo Pipio Descalzi. Da noi normalmente i famosi fratelli Descalzi che non sono fratelli. Lo faccio entrare. Eccolo qui, Aldo Descalzi. Buonasera a tutti. Io per confondermi ancora un po' di più ho più una mattina io adoro Aldo, io l'adoro. Adesso in questo momento sono Pipio e Aldo Descalzi. Io adoro, io sono un fan di Aldo, perché guarda, le risate ci siamo fatti io Aldo in un festival a Cresa de Mar 2 anni fa, guarda. No. Ciao Aldo. Ciao a tutti, ciao. Faccio complimenti per la trasmissione, ma ve li faccio sinceri perché c'è bisogno di tenere su tutta questa storia qui e che ne dicano queste trasmissioni streaming sono linfa vitale per
per la cultura, dai, facciamo quelli... Sì, bravo, dai, infatti. Soprattutto magari per la musica, mettiamola così, anche perché la musica gira poco nei canali nazionali, almeno cerchiamo perlomeno per quanto è possibile di parlarne noi, con i protagonisti peraltro. Infatti, e abbiamo il piacere di avere Aldo Descalzi senza Pivio, perché Pivio è lì a Roma, ma Aldo invece è a Genova, a casa sua. Anzi, togliamo il sottopancia che non è né di... sì, beh, scusate, vedi? È perché c'è una socia, eccolo. Già si fa casino con sto Descalzi che sembra il cognome di Pivio. Mo gliene diamo... Aveva pure il piacere di avere la sua identità. Esatto. Allora, Aldo, parliamo di questa colonna sonora e di questa nomination. Tra l'altro ne avete due: miglior colonna sonora e miglior canzone Ginevra Nervi, quindi... Allora, la miglior canzone Ginevra Nervi, facciamo un'analisi bieca, perché combatte contro dei titani non del cinema, poi alla fine, ma della musica pop, quindi voglio dire, insomma, Baglioni, le è capitata una sfiga pazzesca, perché poi però, insomma, è vero che poi, sai, magari c'è la tendenza da parte della giuria, magari può anche darsi che ci sia una sorta di rifiuto, no? Entrare a contatto col mondo, sai com'è la cinematografia, no? Sai com'è il mondo, ma però la Pausini, ma io non credo. Fra l'altro aggiungo che, come dicevate voi, credo che apra lei, e credo anche che sono sicuro, perché a noi ce l'hanno chiesto un mese fa, ma non è mai decollata la proposta di far cantare quelli, cioè, che hanno le migliori canzoni. Cioè, però la Pausini la canta, però questo senza fare figli e figliati, però voglio dire, insomma, vabbè, è anche ovvio che la Pausini ha un suo peso commerciale, però qui parliamo della Rai, quindi va bene, insomma. Per quanto riguarda invece la nomination al miglior colonna sonora, lì ci sono anche dei mostri sacri del calibro, perché c'è Piovani, per esempio, no? Però, e poi il nostro è un film piccolo, per quanto sia un film, devo dirti, veramente interessante. Pregno, come dicevi tu prima, esatto. E sono felice di averlo fatto, perché Marco ci ha lasciato lavorare in tutto e per tutto, e credo che sia venuto fuori un bellissimo lavoro, lo dico fiero, non per tanto, parliamo sempre di noi amatori della cosa, no? Quindi ecco, questo è. Peraltro un tema anche controverso questo di non odiare, insomma, un tema che ha a che fare con la vendetta, con problemi storici mai risolti qui da noi in Italia. Com'è stato il vostro approccio su questa materia, voglio dire, delicata? Sì, la materia è delicatissima, non delicata, e devo dire che con l'avvento dei social io leggo cose abominevoli da una parte e dall'altra. E c'è proprio un distacco, no? Mentre prima c'era un tentativo di dialogo tra le parti, adesso c'è veramente un distacco netto. E devo dire che sono andato... Allora, ho visto i film ovviamente per ovvi motivi ben prima, e anche in altri modi, premontato, montato, eccetera, eccetera. E mi ha da subito abbastanza prima incuriosito, e poi ero anche un po', come dire, prevenuto, no? Perché è difficile parlare di un tema così pesante e non prendere una posizione, no? E qui si prende una posizione netta, che è quella del proprio sentimento interiore, a prescindere dalla parte, no? Perché lui prende il dottore che voi sapete la trama, Gasman, sì. un assunto del belino, come diciamo, scusate, ma allora il dottore che vede quest'uomo morente e scopre che ha una svastica, lui è un ebreo, figlio di gente stata nei campi di concentramento, prende una decisione chiara, è
non ti salvo, punto e a capo, no? Però il sunto, cioè il perno del film, il cuore del film è proprio il suo non ti salvo da lì in poi, cioè il suo rimorso, il suo vedersi dentro e dire, non chiedersi se ho fatto la cosa giusta, perché lui in quel momento non ha neanche pensato tanto, l'ha fatta, no? Però comunque rimuginare sul fatto che lui ha scelto sulla vita di un altro a prescindere da quello che poteva essere successo, no? Infatti in un modo o nell'altro sono un'ora e 10 di redenzione, no? Cioè di lui che pensa in qualche modo di risolvere questo problema, perché comunque sa di aver fatto qualcosa che non è corretto, no? E la sua, lui lo sente, cioè lui sa che da quel momento lì in poi qualcosa ha fatto qualcosa di sbagliato. Soprattutto in quanto medico ha fatto qualche cosa che un medico non deve mai fare. Famoso giuramento di consentimi di dire anche da uomo proprio, cioè io è chiaro che non sto certo con quello con la svastica, ci mancherebbe ancora, anzi, però è una cosa che, cioè, la vita di un uomo è la vita di un uomo, ecco, punto. Ecco perché è un tema controverso questo, perché a seconda di come lo giri, a seconda l'ideologia spesso va a cozzare con questo tipo di scelte, ed è lì il dramma forse alla fine. Certo. Senti, invece parlaci un po' della colonna sonora, proprio entrando nel tecnico. Quando l'avete realizzata, come l'avete realizzata, durante il lockdown o fuori? Poco fuori, poco prima del lockdown, e devo dire, io e mio fratello Pivio per rendere sempre più incasinata la situazione. Sai che io sono Massimo, quindi lasciamelo, concedi. Ci sono tanti di quegli aneddoti su questa cosa qui che potremmo riempire una puntata, Sì, esatto. E devo dire, è stata proprio una scelta di lavorare soprattutto con strumenti elettronici, proprio per scelta, non perché la RAI ci ha imposto dei budget scarsi, però non per caso, cito casualmente la RAI, ma non volevo entrare in polemica, per carità di Dio. Però poi apriamo, se non è un libro, facciamo una trasmissione di una settimana, guarda, quando vuoi. Allora, ne ha già parlato Morricone ai tempi, no, dei budget della RAI, quindi... Sì, ma se tu pensi che ne ha già parlato Morricone e non è servito praticamente a niente, quindi è inutile che ne parli il fratello di Pivio, insomma, mi sembra veramente ridicolo. Allora, diciamo che è stata proprio una scelta di optare per strumenti elettronici proprio per cercare di essere molto freddi, no? Perché poi, cioè, anche lì per non prendere una posizione troppo, che sottolineasse troppo la parte drammatica o la parte incazzata, ecco, tanto per capirci. Un tono neutro, in qualche modo. Un tono assolutamente neutro che funziona fino alla canzone, devo dire. Fino alla canzone, la quale canzone poi esprime, secondo me, e lì devo dire, lo dico con grande orgoglio e ringraziando anche Ginevra, esprime una grande emozione, che è l'emozione sua che finalmente a quel punto lì ha raggiunto. C'è la scena di lui che finalmente fa amicizia col cane, che sembra un dettaglio ma invece è un momento importante, e questa grande emozione viene fuori, e peraltro è l'unico momento in cui poi escono anche effettivamente degli archi e quindi un ensemble più canonico e più armonico e melodico. Anche perché poi esplode anche il tema, che fino a quel momento in realtà era stato un po' soffuso, e facciamolo esplodere sto tema. È vero, fino a quel momento lì si è evoluto qua e là in maniera molto nascosta, insomma. Sì, giustissimo. Senti, a proposito di Donatello, se non vado errato, però io ho un'età anch'io,
l'ultimo Donatello in presenza, ma non l'avete vinto voi? Donatello non quello dell'altro anno, quello del 2 anni prima. Dell'anno prima? Dico, correggetemi se sbaglio. Farò outing. Io ho un K di RAM. Cioè, quindi andiamo bene proprio. Poi, no, ve lo dico io. Dai, fai giovane della situazione, Massimo. Giovane. Dai, chi è che ha vinto il penultimo Donatello? Fammi dire questo, io l'ultimo Donatello che abbiamo vinto per Amore Malavita, io ahimè, e tra l'altro ancora un po' si evince da questa parte che si muove poco, ho subito un intervento qui il giorno prima, quindi quando Pivio poi è andato a ritirare il Davide ha detto questo è però, pensavano che fossi morto, infatti hanno scritto a mia moglie e gli hanno detto ma dove sta Aldo, capito perché? Però è bellissimo perché ho questa faccia tutta fasciata, no? In questa clinica a Piacenza e c'era l'infermiera che veniva e dice ho vinto e dice stai zitto che devo fare la le scene da Verdone cazzo hai finto che ti abbiamo fatto stai zitto devo farti la futura e quindi l'ho vissuta così, quindi permettetemi anche questa mancanza di date precise che ho un po'... Che l'hai pure dimenticata, voglio dire. Comunque Massimo, quando è che hanno vinto? Allora, scusate che mi sono perché io quando parla Aldo, io lo adoro talmente tanto, perché io lo considero il più grande compositore di musica da film comico della faccia della terra, perché per me è un mancato comico. Poi mangia divinamente bene come mangio io, quindi va bene. Allora, no, effettivamente l'ultima edizione in cui hanno preso il premio era Amore Malavita, ma credo che fosse antecedente all'anno prima ancora della pandemia. Quindi non l'ultimo, il penultimo. Sì, ma forse anche ancora quello prima. Anche prima. Ci hai provato, Marco. Va bene. No, però di recente, dai, di recente. Vabbè, assolutamente sì. The last non so, ma è iniziata nel frattempo la diretta? Mi andrebbe di parlare di un personaggio dei fumetti, non so se è il caso di parlarne, però pubblicità. Compriamo la centrifuga. Vai. Se ne può parlare di un personaggio dei fumetti? Di un certo Come? Tra l'altro voglio parlare, parliamone. Tra l'altro io sono stato a fare il capo comparse, quindi parliamone. Questa non la sapevo. E come? Ho anche scritto un articolo da reportage da dietro le quinte del film, quindi e dovrebbe uscire, spero, quando uscirà il film al cinema, che è stato detto verso ottobre-novembre, giusto? Aldo? Sì. Dovrebbe uscire anche un monografico sui Manetti Bros con un'intervista esclusiva a Pivio e Aldo Descalzi, fatta da sottoscritto 3 ore di intervista, dove i due fratelli ne raccontano di cotte e di crude su tutta la relazione non sessuale con i due Manetti. Vabbè. Comunque parliamo di Diabolic. Dai. Parliamone, sì, volentieri. C'è Fiorello dietro, c'è Fiorello. Ma da quanto è che è pronto Diabolic? Da un po', mi sa. Allora, devi sapere che io ho un K di RAM. Che lo ripete ancora. Non so se te l'ho già detto. Bellissimo. No, è pronto da un bel po', anche perché doveva uscire teoricamente dicembre scorso, che già era bello pronto. Quindi già un bel po' che è pronto, devo dire, è un gran lavoro, ci siamo come al solito, io non amo i Manetti, li adoro, cioè ho proprio un altarino e metto lì e vorrei che il cinema che devo fare, le musiche che devo fare fossero tutti come loro, perché loro hanno un enorme rispetto di tutta la filiera del film, no? Di tutta la filiera, cioè, e quindi si fidano ciecamente, non che restano i registi e sanno esattamente dove vogliono andare a parare, quindi
se c'è qualcosa che non è quello che hanno pensato, te lo dicono senza falsi invenzioni, no? Ecco. E quindi questo è già fantastico. Secondariamente, insomma, continuano a lavorare con noi e noi continuiamo a lavorare con noi, perché c'è un grande rispetto reciproco, che credo sia il top per lavorare in questo ambiente, il top. Cioè, perché se tu mi chiedi una cosa e io la capisco, perché sono anni che lavoriamo insieme, cioè è pure troppo facile, no? Capito? Devo dire, abbiamo fatto un tema perfetto. Tu l'hai sentito qualcosa, Massimo? No, purtroppo ancora no. Va bene. Un tema perfetto, sia per Diabolic che per i Manetti, cioè è tutta la combinazione di Coliandro e tutti Amore Malavita messi insieme, il funky che tanto adorano i Manetti, messo insieme, unito a un tema alla Diabolic, insomma, come alla James Bond e Noartri, tanto per capirci. Quindi direi, noi siamo non contenti, contentissimi, felicissimi del lavoro fatto. Poi vada come deve andare, ma dire che siamo contenti è poco, veramente. Intanto voglio dire che si sta consumando una bellissima vendetta dei compositori sulle cantanti, perché noi sentiamo la voce di Aldo Descalzi ma non si sente la voce della Pausini dietro. Finalmente il compositore ha una voce che copre quella della cantante. Io mi sento in questo momento Gandalf con Frodo, e la Pausini è Frodo, cioè c'è questo momento di dovrei fare il play della Pausini con la maschera di Pino, che sarebbe questa no, esatto. Poi facciamo uno screen negli annali di Soundtrack City. Assolutamente, facciamo uno screen dopo su questo. La Pausini che canta e Aldo Descalzi con la mascherina. È meraviglioso. Comunque voglio raccontare voglio raccontare questa cosa ad Aldo, che credo forse gliel'abbia già raccontato, ma datando anch'io ho poca RAM nel cervello, quindi però mi è successo che una notte, perché il film è stato girato prettamente per alcune sequenze d'azione un po' particolari a Milano, soprattutto in notturna, abbiamo girato quasi sempre Diabolic della notte. E il grande Luca Marinelli, che interpreta per l'appunto il famoso ladro del brivido notturno della Milano da bere. In realtà la città si chiama com'è che si chiama? Com'è che si chiama la città storica dove... Puttana, che c'è? Guarda, Gotham, no? Si chiama Gotham. No, si chiama Gotham, si chiama Clerville. Grazie Claudia Sabater che mi ha suggerito la mia compagna. Allora, una notte giravamo una sequenza in una via molto serpentina del centro di Milano, vicino alla casa di Alessandro Manzoni. Diciamo questa sequenza in cui Diabolic appariva da dentro da sotto un tombino, appariva da dentro un tombino e lanciava il famoso coltello a questa vittima sacrificale di questa. Il disgraziato di Marinelli finisce questa sequenza, si nasconde per non farsi vedere, perché non si doveva scoprire il costume di Diabolic, che tra l'altro è straordinario. Si nasconde, pensa alle 4 del mattino, in mezzo a 2 vetrine di un negozio strettissimo, ma tutto al buio. E passiamo, e mi porto le comparse dietro. A un certo punto passiamo, e sai come nei film dell'orrore? Quella presenza che incombe ma non la vedi? Mi giro e vedo che fa così. Ho lanciato una tipica espressione milanese. Minchia! Mi sono veramente fatto addosso nelle mutande e lui si è messo a ridere ed è tornato nel buio. Cioè, ti giuro, le comparse erano morte, c'è gente che faceva a destra e a sinistra e lui detto, se tutto il film è così è geniale. Perché quello è l'ambiente che si crea quando sono i Manetti, guarda, sono fantastici. No, grande Martinelli, ciao Vito. No, ma è stato straordinario. Poi un set belli, poi Marco e Antonio sono straordinari. Cioè, vederli all'opera sul set è una roba che è veramente
Va bene, ragazzi, allora io spero, Aldo, di averti prima o poi una bella puntata dove dedichiamo a te e Pivio lo spazio che meritate, non solo parlando del connubio con i Manetti, ma anche tra di voi, perché raramente vi si vede insieme, quindi e così finalmente sveliamo che Pivio Descalzi e che non sono fratelli e neanche una persona sola, perché c'è anche se sono il Raimondo Vianello e la Sandra Mondaini delle colonne sonore, però non sono sposati. Va bene. Vabbè, ragazzi, grazie di esistere, c'è bisogno, andate avanti, spacchiamo tutto. Ci proviamo. Speriamo di vederci bene a 10 centimetri e baciarci e abbracciarci. Sì, assolutamente grazie. sì. Bocca al lupo. Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao. Allora, vediamo cosa accade con sottofondo. Vediamo un attimo, mettiamo l'audio. Pensa, siamo passati del sempre caro mi fu quel Termocolle con la Pausini. Non so se sentite, io vedo la Pausini dietro di me che parla. Sì, è un po' inquietante, proprio sì. È dietro diciamo di te. Non so se è più bella lei o più bello io, dobbiamo capire un po' le dinamiche. Però mi giro, faccio come gli youtuber. Esatto. Senti, c'è l'orchestra pronta credo per suonare il Morricone. E quindi, vedi? Okay, non so chi sia questo accanto a Conti. E sono contento per Carlo Conti perché è tornato in piena forma in televisione e questa cosa mi incuora parecchio perché è stato male. Ma è Franceschini, giusto? Direi di sì, quello è Franceschini. Okay. Quello è Franceschini. E qui sono tutti i partecipanti dal set di Mad Max, tutti quelli con la mascherina. Allora. Mi dica. Dunque, togliendomi dall'imbarazzo di trovarmi di fronte al nostro ministro della cultura e fare delle piccole polemiche, preferisco la Pausini, e questo è tutto dire. Allora noi andiamo dove andiamo mio dunque, caro andiamo, amico? io direi di fare quel giochino Bravo. di cui si parlava prima, quindi anche i nostri spettatori si muniscano di carta e penna o pennarello e facciano come noi, cioè prima, quando stendiamo la nomination, scriviamo chi per noi deve vincere, poi vediamo se ci abbiamo azzeccato, giusto? Sì, io direi più che chi per noi deve vincere, forse chi vincerà. Mi spiego, chi vincerà, ok? Chi vincerà secondo la nostra interpretazione della giuria e della storia del Davide Donatello. Insomma, forse è così più interessante che sapere di noi, anche perché noi dobbiamo essere neutri, perlomeno per quanto riguarda la questione dei premi, diciamo così, musicali. Io però vorrei fare questo giochino leggendo un attimo le candidature che, ad esempio, alcune non le candidature, i pronostici che ad esempio una rivista musicale come Rolling Stones fa circa i pronostici sui premi. Allora, potrei dire che ad esempio come miglior film chi vincerà? Rolling Stones dice Favolacce dovrebbe incontrare i favori di un'accademia sempre più giovane, anch'essa mutata nel corso del tempo. Se Davide fosse per l'opera seconda dei Di Innocenzo sarebbe davvero un finale da favola. Insomma, Favolacce lo dà come favorito. Mi pare che hanno iniziato con la miglior attrice, però dietro di me. Credo. Andiamo a vedere miglior attrice. Miglior attrice sembrerebbe scontato qui segui te, no, aspetta, però mi sa che miglior attrice non protagonista. Non c'è protagonista. Secondo me per Ammamet, Barbara Chicchiarelli. Ok, allora io scrivo chi è quella che secondo me vincerà. Anche se quella secondo me chi vincerà, che è la... Ok. Anzi, scrivo il film, dai. No, io scrivo proprio lei. Ma io faccio prima scrivere il film. Tanto il film l'ho visto, mi è piaciuto parecchio. Vediamo se io...
Vediamo chi vince. Con la musica di Morricone in sottofondo. Attrice non protagonista. Matilda De Angelis, ragazzi. Ha vinto lei? Bella. Ha vinto lei? Ha vinto lei. Io ho perso perché avevo scommesso la Barbara. Ah, tu ma sei veramente... Sei già in collegamento con posso dire, questa era proprio facilissima che vincesse. Che sì, diciamo che anche lei. L'attrice del momento, oltre alla bellezza, ma anche la bravura. Tanto io l'ho vista in Undoing, la serie TV con Tom Hanks e Nicole Kidman. Io avevo scommesso Favolacce e la Chicchiarelli. Peraltro voglio dire, lei con un passato da musicista, sì, quindi... ho visto che... Mi sembra di averla vista in un video dove lei suona il violino e canta, anche suona il violino, se non vado errato. Hugh Grant. Ah no, c'è la mia sostenitrice come a teatro. No, la mia compagna diceva anche che lei è stata la protagonista del video famoso della canzone dei giornalisti. Quella, come faceva, amore mio? Scusami. Intanto Lorenzo Palma ci dice che è contento per la colonna sonora di Miss Marx e avremo anche loro. Qual è la canzone dei giornalisti? Quella dove c'è la Matilda De Angelis? Buttana felicità, quindi perfetto. Quindi stasera a parolacce sprechiamo proprio. Lorenzo Tomio dice nella nostra chat segreta che ti è piaciuta su Undoing. E come fa a non piacerti la Matilda De Angelis su Undoing? Vorrei dire, caro Lorenzo, che sarà uno dei nostri ospiti a non sorpresa, perché l'abbiamo già detto, quindi esatto, più tardi vediamo chi è l'anno prossimo. Mi piace fare questa cosa qua, tipo che se stessi proprio. C'è Valerio Mastandrea che tra l'altro interpreta il famoso commissario Genco. Madonna, oggi c'ho la veramente Ginko in Diabolic. Ragazzi, lavorare con lui sul set è uno spettacolo. Mastandrea è veramente un grandissimo personaggio. Lo adoro, ma sai che le battute che tira sul set? Pensa che abbiamo fatto tutta una disquisizione sulle carote mentre mangiavamo. Fantastico. Guarda, allora sarebbe bello Massimo sapere in scaletta quando ci saranno i premi che ci speriamo che siano quanto prima, perché comunque potremmo anche, volendo, perché credo che nella nostra scaletta dovremmo mettere poi il contributo di un altro dei compositori, anzi 2 contributi dobbiamo mettere. Sì. Guarda, li anticipiamo. Uno è Michele Braga, con appunto compositore dell'Incredibile Storia delle Isole delle Rose, e l'altro è Max Viale, Gatto Ciliegia vs Grande Freddo, per Miss Marx. E poi ovviamente il caro Lorenzo, che è in questo momento nel backstage. Ma potremmo farlo anche entrare, dai. Sì, forse sì, perché magari commenta con noi ok. Questo momento così. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, vieni con noi a commentare il David di Donatello. Allora, c'è miglior scenografia. Vediamo chi c'è. Questo qui non ho studiato proprio. Qui non ho proprio studiato. Chi sono i candidati? Sono Favolacce, Ammamet, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che c'è dietro di me in questo momento, Miss Marx e Volevo nascondermi. Vediamo chi vince. Io direi che quasi quasi ho mezza idea. Lo dico poi a voce. Anzi, lo scrivo qua, lo scrivo subito. Io non lo so, io credo che il mestiere più distante dal musicista è quello dello scenografo. Io non so se si sono mai incontrati un compositore e uno scenografo all'interno di una lavorazione di un film. Credo proprio non c'entrano nulla. Io ho conosciuto uno, Marco Dentici, ma poi non... Tu Lorenzo hai mai conosciuto qualche scenografo? Ne ho conosciuto uno sul set, ma per puro caso, perché passavo giusto quel giorno lì. Io avevo scommesso per l'Isola delle Rose, in realtà ha vinto Volevo nascondermi, quindi primo premio per il film di diritti di cui abbiamo avuto hai già
sei partito con 2 toppe proprio clamorose, sia l'uno che l'altro. Esatto. Scommesso avrei perso tutti i soldi possibili e immaginabili. Esatto. Non vorrei mai essere tifato da te. Però sappi che tanti anni fa con un mio caro amico Max Chianese, che qui nomino, Massimiliano Chianese, abbiamo fatto il Toto Oscar e per 2 edizioni l'ho vinto io. Ho vinto 350.000 lire per 2 edizioni. Ma dai. Azzeccati tutti. Vabbè, ok. Infatti non mi hanno più invitato. Il prossimo anno scattano le scommesse qui a Soundtrack City, sarà la volta buona che alziamo 2 lire, come si suol dire. Senti Lorenzo, veniamo invece a te, al di là delle nostre goliardate. Scusa, ma le scommesse le fanno veramente? Cioè, c'è chi, sì, l'ho visto. C'è chi ci investe. C'è il Toto Oscar, il Toto David, c'è il Toto Tomio anche, c'è il Toto Tomio. Toto Tip. Addirittura amici candidati che si sono auto-votati. Abbiamo perso un po' il collegamento. Abbiamo perso Lorenzo proprio adesso che si parlava di scommesse che davamo. Forse sei tornato tra noi. Il miglior regista esordiente. Chi c'è il miglior regista esordiente? Vediamo. Castellitto c'è. Dove caspita è il regista esordiente? Qua. Allora io dico intanto chi non odiare i predatori, magari sul più bello è Tolo Tolo. Vediamo chi vince. Voi chi scommettete? Rolling Stones dice Pietro Castellitto. E infatti ha vinto lui. Vedi? Tra l'altro ho visto che è comparso pochi giorni fa sul pacchetto Sky, Now TV, quindi si può vedere lì. Allora c'era Lorenzo che stava parlando di scommesse, signori, un compositore che parla di scommesse. Vai, per sentito dire, figurati i soldi che li vede mai qua. Quindi... no. Quei pochi che arrivano li teniamo proprio. Non li giochiamo, no? Io ho visto oggi, cercando di capire, no, per fare questo giochino dei pronostici, mi è uscito veramente che non so, qualche agenzia di scommesse che c'erano dentro anche le scommesse su Davide di Donatello, quindi sì. No, ma c'è le scommesse ma scherzi a parte, c'è le scommesse su tutto. Lorenzo diceva per l'appunto benissimo, perché io di anni fa proprio scommettevamo, andavamo alla dove si fanno le scommesse per il calcio, per gli altri sport, e tu scommettevi, c'era il Grande Fratello, c'erano tanti reality e anche l'Oscar e tutti i premi cinematografici. Senti, facciamo parlare Lorenzo di Punta Sacra, dai, su. Ve l'aspettavate questa nomination? Guarda, in realtà no, ma a parte perché l'anno è stato, come sappiamo, complicato e funesto, quindi in realtà il film ha girato i festival e non è ancora uscito in piattaforma, quindi o comunque al cinema, in teoria speriamo, ci sono buone probabilità che esca veramente al cinema, quindi in realtà no, non ce l'aspettavamo ed è stata una super sorpresa, perché comunque è un anno che ha fatto il primo festival, che ha vinto Vision Durel, è passato un anno ormai, quindi che abbia ancora una vita è una cosa fuori da ogni pronostico, quindi bellissimo, insomma, speriamo. Senti, per un musicista io ho sempre pensato che lavorare per i documentari sia molto divertente in un certo senso. Ovviamente si parla di qualità di documentari poi, certo. Me lo confermi? Ma personalmente assolutamente sì, nel senso che innanzitutto Francesca è un'amica e quindi c'è molta tranquillità nel lavorare, nel ragionare, nel sperimentare, e il fatto che abbiamo già fatto tante cose assieme, secondo me è un passaggio facile verso il divertimento, la sperimentazione, le idee, quindi assolutamente sì per me, e l'ambiente documentari ti lascia secondo me un pochino più di libertà, forse un po' meno budget forse, però molta più libertà. Forse anche per quello molta più libertà. Sì, forse sì, ne convengo assolutamente con questo che nel male dicendo. Almeno una cosa bella, almeno ti diverti. Sì. Poi le musiche di Lorenzo che io ho recensito, ho avuto il piacere, devo dire che sono molto
molto aderenti alle immagini. Io ho avuto anche il piacere di vedere il documentario, mi è piaciuto tantissimo. Ho scoperto un mondo che non conoscevo, perché poi è una realtà, è proprio come se fosse una sorta di popolazione, di quartiere, anzi proprio di entità umana separata da tutto quello che è la zona in cui si trova Punta Sacra, perché è proprio una parte del litorale di cos'è? Sì, di l'idroscalo di Ostia, sì. Quindi proprio è tutta un'entità. Parentesi, ha vinto miglior costumi Miss Marx. Chiudiamo la parentesi. E dopo festeggeremo, con Max Viale. Anche Viale. Se è registrato, però insomma comincia Ennio Morricone, quindi c'è l'omaggio a Ennio Morricone. Ok, partirà ora l'omaggio fatto dal figlio con una sezione della Roma Sinfonietta. Sì. E Lorenzo, volevo dirti, diciamo, come ti sei un po' ispirato nel modo di trattare musicalmente un documentario del genere, che è molto, tra l'altro è pieno zeppo cioè ci sono un sacco di dialoghi, poi anche molto, molto parlato, però poi ci sono questi momenti poetici, quasi di nostalgici, di pieno abbandono, a momenti anche di piena ilarità. Un po' come l'hai trattato? Beh, c'è anche tanta musica nel documentario, nel senso che la musica scandisce anche le feste dell'idroscalo, e c'è addirittura un protagonista del documentario che è un musicista, quindi un rapper che scrive i suoi brani e ne canta uno anche insomma, durante il documentario, quindi in realtà di musica ce n'è tanta ed è un elemento che comunque segue un po' la narrativa, perché il film è diviso in capitoli, e sono 7 capitoli, e quindi ogni capitolo ha una sua scansione, non solo di titolo e di argomento, ma anche musicalmente. La musica, quella originale, serve un pochino come elegante, quindi tra diciamo dei temi che si sviluppano all'interno del film per accompagnare quelle che sono le donne del film, perché in realtà è un film molto in cui le donne sono molto presenti, perché la comunità dell'idroscalo è una comunità in cui le donne la fanno un po' da padrona, nel senso combattivo del termine, nel senso che loro sono quelle che difendono la comunità, che diciamo la nutrono in tutti gli aspetti, ecco. Sono loro che organizzano le feste, ed è una comunità secondo me molto, molto bella e molto viva. Ci sei stato tu poi appunto? Sì, ci siamo stati, e diciamo che il ricordo più bello è la prima proiezione del film, che è stata nel dicembre 2019, quindi ancora non c'era pandemia, ancora non c'era confusione e restrizioni, e quindi ed è stato molto bello perché siamo stati in un piccolo teatro lì di Ostia, con tutti gli abitanti, cioè con molti degli abitanti dell'idroscalo, insomma, ed era, diciamo, subito prima di Natale, quindi è stato sia un momento per condividere con loro il lavoro, un percorso, sia per avere un minimo di festa per quello che era il Natale alle porte, insomma. E sì, confermo, sono delle persone fantastiche, insomma, quindi è stato molto bello presentarlo lì con loro, anche molto emozionante, perché alla fine sono persone che si sono viste per la prima volta su uno schermo grande, quindi è stato bello. Poi comunque è comunque un bel posto. Adesso, al di là di tutto, io sono romano, se mi parli di idroscalo l'associo, come tutti ovviamente, a Pasolini, soprattutto per le persone della generazione come me, ma andandoci poi vedi che è un posto meraviglioso, con dei colori bellissimi, quindi insomma Massimo, molto, che molto bello, che bello che la sentirei parlare. Scusami Lorenzo, Scusa, dicevo, no, molto molto poetico. Difatti secondo me anche la fotografia ha aiutato nel racconto un sacco, di Emanuele Paschetti, che secondo me ha fatto un lavoro bellissimo. È un documentario che se tu ogni tanto diciamo non ci pensi al fatto che è un documentario, sembra in realtà un film, ha proprio una conduzione diversa dal solito classico documentario o pseudo tale, è proprio veramente un film molto
molto solido, molto ben girato. Infatti facciamo i complimenti a Francesca che... Sì, anche perché Francesca è un lavoro di conoscenza che dura da 7-8 anni, nel senso che lei ci è andata la prima volta, tanto tempo fa, a girare un cortometraggio, ancora del centro sperimentale, e dopo da lì ha incominciato un rapporto che dura fino adesso, insomma, e quindi lei è entrata in contatto, è diventata in sostanza una di famiglia, e quindi si sono riusciti a mimetizzare. Quindi, bene. È bello che sentire Lorenzo con in sottofondo Morricone. Un compositore con in sottofondo un compositore. Vabbè. Diciamo che è più fortunato di Aldo Descalzi, che invece aveva dietro la Pausini, quindi male lingue. Io invece quello che volevo dire è che mi piace molto questo fatto. Uno, io vedo tutto il mercato del documentario molto vivo, e se c'è una cosa che vedo che è molto carina, ti ricordi Massimo, qualche tempo fa noi abbiamo presentato quel documentario sul sistema sanità, le pietre scartate, dedicato al rione sanità di Napoli. Cioè è interessante il fatto che cominciano a essere prodotti dei documentari dove si parla della gente, perché come lì si parla del rione sanità, qui si parla di una borgata di una parte di una borgata di Roma. Insomma, forse Pasolini sta piano piano ritornando in qualche modo, la lezione di Pasolini nel 2021. È una grande scuola il documentario. Io tra l'altro provengo da lì, perché al Centro Sperimentale ho fatto proprio regia documentaristica, quindi vengo da lì, e secondo me è un grande modo per formarsi, perché poi, anche se un po' lasciato nel dimenticatoio, anche se da alcuni anni dobbiamo dire che nei festival anche importanti di prestigio sta tornando in auge, e per fortuna in maniera anche preponderante, ed è giusto che lo sia, perché ci sono dei grandissimi documentari. Mettiamo il caso che uno dei film più ricordati degli ultimi Oscar, e che è stato anche un documentario stravisto credo sulla piattaforma di Netflix, non vorrei dire una cretinata adesso, ma diciamo che è così, è quello che ha vinto l'Oscar, quello sul polipo, La mia vita con il polpo, una roba del genere, e che ha lasciato scioccati tutti. Tra l'altro mi è anche giunta voce che molti hanno, da quel momento in poi, dopo aver visto il documentario, si rifiutano di mangiare il polipo in tutte le forme e le salse. Quindi, no, cioè, ragazzi, lunga vita al polipo, quindi, che fa una finaccia anche, che fa una fine orribile, se uno ci pensa. Infatti, come viene da buon siciliano lo so, quindi vabbè. Però è bella questa rinascita del documentario, e soprattutto questo documentario è dedicato prettamente poi all'umanità, alle persone, sociale, perché normalmente il documentario uno lo identifica o con quello del documentario naturalistico o quello storico. Invece vedo che comincia a esserci anche una terza strada, che c'è sempre stata, però adesso mi sembra che finalmente riprende vita, e io di questo sono molto molto felice. Lorenzo, parlaci di un argomento a scelta. Hai ragione, Gregorio. No, invece volevo parlare con Lorenzo di del suo, diciamo, questo lavoro che lo sta accompagnando nell'ultimo periodo in maniera veramente forte, pressante, però è diciamo che sarà esplosivo da ogni punto di vista. Quando uscirà poi, tra l'altro? Puoi dire qualcosa? Non puoi dire niente? Guarda, io in questo momento ho cominciato le registrazioni, quindi stiamo orchestrando con un orchestratore di tutto rispetto, e stiamo cominciando a registrare. Oggi ho registrato violoncelli e un po' di rumori di pianoforti, e ai primi di giugno registreremo orchestra, coro, eccetera, e quindi io sono proprio nel mezzo del tifone, quindi insomma è un periodo complicato, insomma, in cui giorno notte si lavora sempre, perché poi uno non è mai contento e non si quindi è sempre lì a rivedere, ritoccare, incicciare, quindi
insomma, questo è il momento in cui sono, un po' stressante ma bello, insomma. Diciamo che intravedo una luce. Però non puoi dire di che cosa si tratta questa tua colonna sonora. No, sì, posso, nel senso ci sto lavorando, si chiama Dampir, è un film di vampiri ed è un eroe di Sergio Bonelli editore, quindi un fumetto che esce ormai da 20 anni, e Sergio Bonelli editore, coprodotto con Eagle Picture e Brandon Box, e la regia di Riccardo Chemello, ed è un'opera prima. Adesso siamo proprio nel pieno della post-produzione ormai da tanto, da un anno, perché comunque ci sono molti effetti speciali e c'è ancora abbastanza lavoro da fare, insomma, e non abbiamo ancora una data di fine, una data di uscita, ecco. Ti aspettiamo al varco a Soundtrack City quando poi uscirà la colonna sonora e il film relativo, ovviamente. Strizza. Senti, ma intanto gli chiediamo qualche cosa. Lorenzo ha a che fare con un premio, no? Dico bene? Il Mercurio? È il Mercurio d'argento. Sì, certo. Però mi guardavate come dire io, no. Vediamo chi vince per il miglior attore. Vai, miglior attore. Aspetta che io lo scrivo. Non protagonista, credo. No, come non protagonista? Vabbè, ormai è troppo tardi. Fabrizio Bentivoglio per l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Questo un po' mi sorprende. Chi altro c'era? C'era Cederna per Ammamet, Lino Musella per Favolacce e Gabriele Montesi, scusate, per Favolacce, e poi c'era Silvio Orlando per Lacci. Il favorito Davide per l'Isola delle Rose. Due Davide per l'Isola, che abbiamo Lorenzo che ci fa da supporter matematico, proprio perché esatto. Parlavamo del Mercurio d'argento. Allora, la prossima edizione come si farà? In presenza, non in presenza, subliminale, come si farà? E qui succede il contrario di quello che succede dopo, nel senso che parlo del film che sto facendo ma non parlo del premio che succede, perché in realtà è tutto ancora un po' in decisione, perché ovviamente problemi di questa pandemia ovviamente stanno ancora tenendo in sospeso un po' di decisioni, e quindi siamo ancora non abbiamo ancora definito del tutto. C'è una buona probabilità che sia in presenza, come è stato anche l'anno scorso, nonostante le restrizioni, quindi un pochino più piccolo, però in teoria dovremmo riuscire a farlo, ecco. E dovrebbe essere l'ultimo weekend di agosto. Peraltro io vi voglio fare, a distanza quasi di un anno no, ma poco meno, i complimenti per la sigla. Io mi ricordo che mi è piaciuta tantissimo, ma proprio in tutto e per tutto. Proprio... Musiche bellissime, musica bellissima. Sì. Ma di questo ragazzo che è qui sotto... Lo so, ma era bella tutta. Non solo mie, anche di Maddalena, che anche è di Maddalena, qui a disturbare, della mia compagna, esatto. A quattro mani. Quindi... mentre l'animazione di Pierre Burigo, che è un bravissimo l'animatore, bravissimo. Che è il miglior montatore, giusto? Il miglior montatore. Allora io qui ve lo dico subito chi è, neanche leggo. C'è allora. Favolacce, Figli, Ammamet, l'Isola delle Rose, volevo nascondermi. Vediamo chi vince. Secondo me io l'ho scritto, uno l'ho già azzeccato, vediamo se anche questo. Guarda, scrivo col pennarello. Ne faccio vedere il pennarello. Vediamo chi vince. Chi ha vinto? Ok, non ho sentito. Visto come li consegnano? Li consegnano nei palchi. E chi ha vinto? Al palco. Quindi ha vinto lei, che è la miglior montatrice di Favolacce, ha vinto. Io avevo scritto Rose, quindi non ci ho azzeccato. Io avevo scritto Gianni Vezzosi.
Bravissimo. Ma ho sbagliato. Ma secondo me, Massimo, stai usando lo stesso foglio per tutti. Sì, Cioè, sono sempre quei nomi là. Dai, se favolacce. Lui scrive solo favolacce. Solo favolacce. Tanto se mi si film. Per il calcolo delle probabilità, prima o poi c'è zecca. Scusate, come diceva Totò, c'è grande penuria delle vacche e quindi io ho penuria di fogli, uso solamente questo. Va bene, mi sa che tra un po' ci siamo, ci siamo, io vedo mi sa che veramente ci siamo, quindi poi dopo... Aspetta, ora c'è sceneggiatura originale. Senti, questa volta il premio miglior compositore, lo dicono il premio tecnico, ne parlano come premio tecnico, ti ricordi che fa parte dei premi tecnici, e tutte le volte che lo sento io cappona la pelle, mi faccio male, esatto. Spero che anche come miglior sceneggiatura è passato da miglior musicista a miglior compositore. È già una cosa. Dopo tutti i cazzatoni che abbiamo fatto l'anno scorso, voglio dire, io sono un attimino svegliati. Ha vinto la bambina. No, è Figli. È Figli, Mattia Torre, sì, quindi allora, mi sembra giustissimo. Ha vinto Figli, vabbè, giusto, mi sembra non giusto, dai, giustissimo. Giusto, ha vinto Figli, dai, va bene. Tra l'altro vorrei dire che quest'anno forse la dicitura da miglior musicista a miglior compositore è dovuta anche al fatto che la CMF, di cui anche abbiamo due membri, Marco e Lorenzo, stiamo lavorando per il membro onorario Massimo Privitera, ma siamo quasi riusciti. Mi veniva di fare una battuta, ma non la posso fare. Siamo in diretta sui social e non si possono, prima che veniamo bannati. Comunque, detto ciò, vorrei dire che forse dobbiamo ringraziare tanto sarà contento Giuliano di tutto questo. Infatti, ciao Taviani e Carmelo Travia che hanno curato le musiche. Sta piangendo Valerio Mastandrea. E ci credo. Che bello, questo è un momento emozionante, veramente bello. Viverlo in diretta con Lorenzo, che credo che stia parlando con Maddalena. No, non sei con Maddalena? Sì, c'è Maddalena di là sul divano, sì. Falla vedere, 2 metri di distanza. Se vuole unirsi a noi, sta facendo gesti inconsulti dicendo no. Una quota rosa, dai, una quota rosa. È una compositrice, è una dai, Maddalena, vieni. Ma poverina, sta vedendo tanto tranquilla lì non riusciamo a smuoverla, mi sa. Io sono un po' come la Raffaella Carrà di Caramba che sorpresa, cerco di buttare dentro ma non ci riesco. Mi sa che la prossima volta un invito ufficiale e la smuoviamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bellissima questo momento qua, è veramente commovente, bello. Senti, io nei momenti di buco, io a un compositore gli faccio le solite domande innocue, no? Così che si fanno a un compositore. Senti Lorenzo, cosa ne pensi di Spotify e delle temporary track? Porca miseria, proprio le domande di rito. Quante ore hai? Puoi scegliere da dove vuoi partire, se da uno o dall'altro. Secondo me la risposta potrebbe anche essere breve, ma in realtà il problema è poi il dibattito che si apre, che secondo me potrebbe essere infinito. Io non li ritengo comunque il male assoluto. Secondo me cosa? Tutte e due? Entrambe, esatto, li ho messi assieme. Non le ritengo il male assoluto. Secondo me le temporary track possono dare qualche indicazione. Il problema è quando si affezionano troppo i registi. Dall'altra parte Spotify secondo me non è una cosa così malvagia. Il problema è che poi sta andando in vacca un po' tutto il sistema, insomma, e quello è il grosso problema. Poi è chiaro che a me da un lato da fruitore mi piace anche potermi ascoltare un sacco di robe, però da musicista ovviamente mi sento mazziato da questa organizzazione un po', non solo Spotify, è tutto quello che ci gira attorno, tutti i vari servizi. In realtà poi forse basterebbe ridiscutere le royalties che assolutamente tra l'ultra ridicolo e il normale, insomma, già una cosa normale al posto di ultra ridicolo sarebbe che cosa c'è? Protagonista. Miglior attrice protagonista, questa è facile. Loren.
Ma dai, incredibile. Ha vinto Sofia Loren. Incredibile. Incredibile. Questa è stata una sorpresa. Esatto. Mai me lo sarei aspettato. Se lo merita. Me lo sarei aspettato. Attenzione, c'ho un commento. Sì. Allora ve lo faccio. Allora, non dico chi è, ma c'ho un commento. Intanto faccio leggere questo commento di Gregorio Montesi. Per me era eccezionale in Favolacci. Okay. Allora, vediamo, copro di chi è, anche se come però si fa? Come fai a coprire di chi è? C'è stato detto, che lo vedo qua, ragazzi, siete meglio, non c'è paragone, siete infinitamente meglio della cerimonia ufficiale. Ma è chiaro, ma noi a quella puntiamo, noi puntiamo al potere assoluto. il prossimo Ringraziamo anno... un nostro caro amico che ci ha fatto questo commento, non dico chi è per una questione di privacy. Poverino, infatti. Conduttori dati 2022. Io mi proporrei. Per la Sofia Loren, sono contento per la Sofia Loren, anche se non ci avevo azzeccato, avevo detto figli. Guarda che ho scritto una cosa in più. Era proprio prima quello. Di prima. Ma poi vorrei che, cioè, noi vogliamo parlare dei nostri mezzi tecnologici eccezionali, cioè questi sottotitoli che passano col foglietto di carta, proprio da veramente da poveracci. Ragazzi, perché noi siamo avanti. Esatto. In questo momento Lorenzo si è quasi come in Kafka metamorfosizzato, non so se si può dire così, con il Dampir, perché in questo momento è quasi vampiresco, c'è questo momento di immagine offuscata, un po', guarda, sembra Blade. Comunque Lorenzo, allora noi adesso speriamo che il prossimo sia il miglior compositore o perlomeno miglior canzone originale, così anche perché lo commentiamo. Sono sparati, diciamo, una delle categorie, li stanno mischiando bene quest'anno. Non stanno facendo tutti quei tecnici, ma li stanno mescolando, secondo me, con la giusta... Sì, poi logica. Diciamo che forse spazio alla musica gliel'hanno data in abbondanza tra Morricone e la Pausini, quindi... Ragazzi, ma la Loren, ma vogliamo parlare della Loren? Guardate la Loren. Cioè. Ragazzi, che donna è? Cosa dice Maddalena? Salute, amore. Cosa dice? Ma io faccio Maddalena? Anche commenti in famiglia. Sta ridendo tantissimo Maddalena. Adesso sto ascoltando la Loren. Ascolta la Loren e ride, e questa cosa fa... quello è il figlio della Loren, immagino. Io lo vedo dal tuo televisore. Il regista è Ponti. Le musiche di questo film di chi erano? Perdonate. Gabriel Yared. Ok. Molto belle, tra l'altro. Poche, giuste, alcune un po' tipico nello stile di Yared, quasi tra l'etnico e il... Tanto sapete che io tutto il film l'ho visto, perché poi l'ho commentato su Vis-a-Vis con Daniela Bocconi, ho fatto proprio una puntata dedicata a questo film qui, e per metà film ero convinto che si svolgesse a Napoli. Poi verso la fine, anche perché per metà parlano in dialetto napoletano, alla fine ho scoperto che era andata a Bari, però vabbè. Ma dicevi poche musiche perché non l'ho visto io, quindi c'è molta musica di repertorio o perché poi ci sono poche musiche? No, musica di repertorio ce n'è pochissima, ma gli interventi musicali Lorenzo sta ridendo. I commenti dalla sala stampa qui di fianco. Sembriamo al dopo Festival di Sanremo, fantastico. Infatti la prossima volta facciamo il dopo Donatello, che secondo me... Vabbè. Aspetta che mando un cuore a chi ha fatto quel commento, poi vi dirò, anzi ve lo scrivo qua nella chat, così sapete chi è. Vabbè. Tanto solamente Lorenzo e Marco, perfetto. Però senti, allora Lorenzo, però noi prima di chiudere facciamo la domanda che abbiamo fatto, non l'abbiamo fatta, mannaggia Aldo, vedi, ci siamo scordati. Attenzione che è entrato in mausoleo. Sandra Milo fantastico, è meraviglioso, l'adoro. Vabbè, intanto io mentre si vede Sandra Milo nelle retrovie, io chiedo a Lorenzo, di questi ultimi 2 anni, diciamo così, pandemici,
Ci dici una colonna sonora che trovi particolarmente efficace, che ti ha colpito, non necessariamente ovviamente del Donatello, proprio in generale, di 2 anni di cinema? Difficile, che domanda complicata. A parte Punta Sacra. A parte Punta Sacra, non so cosa dire. No, allora, io... Anche serie televisive, come meglio credi? Vado su una serie televisiva, adesso io sono anche, insomma, patito del genere. A me Mandalorian mi è piaciuto molto come colonna sonora, perché secondo me ha trovato quell'idea geniale che proprio pochi giorni fa discutevo, e dire, cacchio, mi venisse un'idea così per un film, che è un'idea così forte, caratterizzante, che riesce a portare avanti così bene. Però quella è stata un'idea bella. Dopodiché non è una colonna sonora che io metto play la mattina quando mi sveglio, però riconosci che invece dal punto di vista realizzativo, creativo sia... Sì, per me quella mi ha fatto dire, bello. E lo sai che ti dico, Lorenzo, ci penso. Che è una colonna sonora che è di quelle che di facile fruizione, orecchiabili. Io l'ho notato con le nostre figlie, che soprattutto Gaia e Isabella mi cominciavano a fare c'è il tema iniziale che, vabbè, molto morriconiano. Ludwig Göransson l'ha anche ammesso, che si è ispirato anche perché Mandalorian è un western fantascientifico, anzi più western che fantascienza, però effettivamente sono quelle cose che ti rimangono impresse subito e loro lo canticchiavano, quindi siamo ritornati a quei temi che ti rimangono subito impressi e puoi facilmente canticchiare. È un piccolo passetto nel ritorno dei temi, non è che, secondo me non stiamo proprio ritornati, diciamo. È una delle poche che hanno grandi temi. Per lo più nelle serie TV, perché nel cinema già è più difficile. E pensiamo al Trono di Spade. Sì. Tra l'altro mi faccio autopromozione in questo momento che c'ho Kim Rossi Stewart dietro, che sembra la mia versione brutta. Faccio un corso commento per Maddalena, così dite magari viene in puntata. No, voglio dire che questo weekend sicuramente uscirà su Amazon per la Bietti Fotogrammi il mio libro sulle serie TV Games of Scores. Finalmente è andato alle stampe e andrà in vendita online. Allora, mentre vediamo che io vedo, se non sbaglio, lo vedo. Ma che lo vedi? Sto cercando di capire chi stanno premiando. Credo che siano autore della fotografia. Autore della fotografia, ok. Quindi siamo con Lorenzo, autore della fotografia, e invece Massimo, lo chiedo a te, dimmi un po' una colonna sonora di serie televisive uscite da un paio d'anni che ti ha convinto. Allora, scherzi a parte, The Mandalorian è quella che mi è rimasta più impressa. E aggiungo, e ho avuto anche il piacere di intervistarlo, sempre per Vis-a-Vis, Chris Bowers con le musiche di Bridgerton. E, tra l'altro, un uso del sinfonismo classico con interventi di canzoni moderne pop rifatte in versione barocca o classica con un quartetto d'archi. E devo dire che è una colonna sonora che ti rimane impressa fin dal primo ascolto. E poi mi è dispiaciuto soltanto che invece un tema scritto da un grande autore che è James Newton Howard, pensiamo a Hunger Games, Waterworld, Wyatt Earp, ma anche Animali Fantastici, si è relegato un piccolo ruolo di un temino, ma bellissimo, molto Café Chantan, nei titoli di coda di Emily in Paris. Qua sono quelle mi sono rimaste più impresse. Ci sto abbastanza. Io voglio dare l'apporto invece mio e dico, siccome mi piacerebbe tanto che ritornasse anche un po' di jazz nelle colonne sonore, qui da noi c'è Massimo Nunzi che pratica mi è tanto piaciuto le musiche di Glenn Ballard, di Eddie, Randy Carver. Andatelo a vedere se non l'avete visto, a parte che chiunque fa il musicista e vede che per quella serie televisiva si riconosce, perché i protagonisti sono solo musicisti, quindi musicisti che fanno gli attori peraltro, quindi lo consiglio veramente.
Allora, ma fotografia chi è che secondo te vincerà il premio tra Favolacce, Ammamette, le sorelle Macaluso, Miss Marx, Padre Nostro e Volevo nascondermi? Ma mi sa che l'hanno detto, no? Mi sa che l'hanno detto, No, non l'hanno detto? No, credo che siano partiti con la pubblicità. Infatti la copro per non fare pubblicità gratuita, visto che non ci pagano. Non è esattamente il mio mestiere, però mi butto. Io sono un po' indeciso fra due. Allora, ridimmi un po' le nomination, scusa, Allora, le nomination sono Lorenzo Tomio, sono per il filmino delle vacanze. Bravo, filmino delle vacanze e La mia vita con Maddalena. Allora, sono Favolacce, Ammamette, le sorelle Macaluso, Miss Marx, Padre Nostro e Volevo nascondermi. Io ho una mia propensione, spero che vinca l'ultimo che ho nominato, così non lo dico. Matteo Cocco. Allora, scrivo qui per la gioia di Lorenzo, per fargli capire che comunque sto utilizzando tutto il foglio. Grande. Vedi? Ma sai che mi piacerebbe... Facciamo delle puntate con Lorenzo anche come battitore libero, come con Pierluigi Petroniro? Lo teniamo lì, lo mettiamo lì, Lorenzo, così. Ma Lorenzo c'ha una certa verve, quindi secondo me purtroppo la linea va e viene, perché sennò scusatemi. Se volete possiamo ragionare su uno spin-off se volete. Ma il Tommy è un gran mattacchione, Vabbè, senti, io comunque lo dico subito, secondo me chi è che vince? Chi è che vince? Vediamo. Io sono su questo. Favolacce darai, no? Chi è? No, non nascondo. Volevo nascondere. Tanto se riuscite a capire la mia scrittura da cane, guarda, fanno Montalbano, che bello, io adoro Montalbano, scusate. Sono attento di... Allora... No, però noi qui siamo nell'attesa spasmodica di arrivare alle nostre candidature, quelle che ci premono di più, per poi fare vedere. Allora, ragazzi, Volevo nascondermi, ha vinto Davide Donatello, miglior scenografia e miglior fotografia. Ah, quindi ha già vinto. L'ha già detto, che cioè, distratti. Quindi ho vinto io. No. Noi ci eravamo divisi i compiti. Massimo, mentre io parlo con gli ospiti, tu guarda cosa accade. Lui si chiama rincretinimento senile avanzato. Esatto. Ok, magari hanno premiato anche le colonne sonore e noi non lo sappiamo. Ce ne siamo accorti, perfetto. No, ma c'è Maddalena che ci aiuta, perché Maddalena fuori campo ci sta. È l'unica persona seria. Mi sa che la raggiungo se sì, posso. Dai Lorenzo, dai. No, sì, vai Lorenzo. Ti abbiamo anche noi ti ringraziamo tantissimo Lorenzo, speriamo di non aver messo in crisi il tuo rapporto, la colpa è di Massimo. Vabbè, guarda che era lei che staccava il cavo della connessione. Ecco. Allora saluti a tutti. Anche da parte di Claudia e delle bambine. Ciao. Va bene, un abbraccio. Ciao. Va bene, allora, vediamo chi c'è. L'altro tributo a Morricone. Quindi credo che ora facciano Mission, perché hanno fatto una Nuova Paradiso, fanno Mission. Allora, se tu sei d'accordo, io metterei adesso l'intervista a Max Viale. Sì. Max Viale non si dispiacerà se nel caso noi vediamo che escono fuori le candidature, lo interrompiamo e dopo lo riprendiamo. Quindi adesso vediamoci Max Viale del Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, che è candidato con Miss Marx. Yes. Ciao Max Viale, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Ciao Max. Ciao Massimo Privitera, grazie per l'ospitata, come stai? Bene, tu come stai? Anzi, in realtà, come ti senti? Come dire, parto da uno strato di ansia e poi a venire tutti gli altri. Paura, emozione, insomma. Particolarmente emozionante quest'anno perché siamo in presenza, quindi in parte in presenza con tutto quello che
che significa anche dal punto di vista della complessità organizzativa. Quindi siamo qua. Questo è già un grande passo avanti, insomma. Inaspettata questa nomination, come l'avete accolta tu, Susanna, tutti gli altri, le varie nomination in realtà, perché non è che ce n'è solamente. Ma guarda, le nomination sono sempre inaspettate e la grande sorpresa è stata averne così tante, insomma, su un film che bisogna tenere presente che elude da alcune nomination, perché attori, protagonisti e non sono in questo film attori internazionali, stranieri, quindi non possono partecipare alle selezioni per la candidatura. E quindi di fatto abbiamo avuto 11 candidature su 12 possibili, quindi siamo ovviamente strafelici tutti quanti, per tutti, cioè nel senso che ovviamente essendo un'opera corale siamo contenti per tutte le candidature, perché la squadra insomma è ben rodata e molto, molto forte, c'è molto feeling, quindi siamo contenti per tutte le candidature. Dai, siamo contenti anche noi per voi. Grazie. Incrociamo le dita con tutti perché siamo soddisfatti di questa grande prova, di questo Miss Marx. E in realtà, secondo te cosa ha colpito in particolar modo la giuria dei David da un punto di vista proprio della categoria, in questo senso miglior musicista, categoria della colonna sonora? Ma sicuramente intanto è una colonna sonora che è stata anche riconosciuta. Siamo stati a Venezia col film in concorso e già abbiamo avuto il grande piacere di avere un riconoscimento, il Soundtrack Star Awards per la colonna sonora di Miss Marx. Credo che sia piaciuta in generale appunto l'attitudine, cioè come siamo riusciti in qualche modo a portare avanti questo progetto complesso che ha visto la collaborazione addirittura di 2 gruppi, quindi oltre a noi ci sono anche i Downtown Boys, questa band di giovanissimi americani simpaticissimi che hanno messo a disposizione nel progetto sonoro, che comunque è stato strutturato come tutti i progetti sonori di Susanna fin dall'inizio, fin dalla scrittura del film. Avevamo l'esigenza proprio di creare questo contrappunto, no? Questo contrappunto sia per tratteggiare il personaggio Eleanor Marx nei suoi aspetti di impegno, di battaglie, di impegno sociale, sia nell'aspetto sentimentale suo, e quindi abbiamo così avuto questa idea di mettere in contrasto, in contrappunto anche 2 generi musicali, per cui i Downtown Boys hanno messo a disposizione dei loro brani editi, hanno fatto una bellissima versione per il film dell'Internazionale. Noi invece ci siamo un po' più occupati della parte sentimentale di Eleanor, e quindi Susanna ha avuto questa idea, e per noi è stata una sfida pazzesca, di elaborare, di riadattare dei brani dell'epoca, quindi stiamo parlando del 1800, quindi Chopin, Liszt, con ovviamente una nostra identità sonora che è un po' quell'identità che c'è in tutti i film di Susanna, perché noi abbiamo avuto la grande fortuna di cominciare a lavorare con lei fin dall'inizio, fin dalla sua opera prima. Sì. Credo che questo modo di presentare in un film d'epoca questo contrasto musicale sia piaciuto, ecco. Sia piaciuto il progetto generale, ecco, del suono, e noi siamo estremamente soddisfatti perché facciamo un lavoro molto, molto determinato sul suono, su tutti gli elementi sonori del film, per cui entriamo anche in relazione con il suono d'ambiente, con i dialoghi, con tutto il progetto sonoro, per cui è un riconoscimento del lavoro di tutti quelli che ovviamente si sono occupati degli elementi sonori del film. Infatti anche il suono è candidato e siamo contentissimi per questo.
Bene, bene. Senti, allora, intanto nuovamente vi facciamo tanti in bocca al lupo all'opera complessiva. Poi ovviamente noi di Soundtrack City ci dedichiamo col cuore a quello che è l'aspetto musicale. E che, come ultima domanda che ti faccio, Max, l'abbiamo fatto un po' a tutti quelli che ci hanno lasciato un contributo video, perché non possono stare con noi in diretta, ovviamente perché saranno lì presenti durante la serata della cerimonia del Davide Donatello. Qual è secondo te la colonna sonora più particolare, più bella, che ti ha colpito maggiormente dell'anno appena passato? Ma non ce n'è una in particolare, però posso confermarti che tutte le candidature come miglior compositori, quindi nella nostra categoria, le ho trovate davvero meritevoli di essere, insomma, noi siamo anche estremamente onorati di condividere la candidatura con questi prestigiosissimi musicisti, cioè stiamo parlando di Nicola Piovani per Hammamet, bravissimo anche Michele Braga per l'Isola delle Rose. Sì, l'Isola delle Rose, poi Niccolò Contessa che conosciamo anche da una vita, insomma Pivio, Aldo Descalzi, che abbiamo questa tra l'altro fortuna anche di aver condiviso un'altra candidatura ai David nel nostro precedente progetto di Susanna, Nico 88, insomma tutti bravissimi, non voglio scontentare nessuno, però sono tutte opere meritevoli quest'anno. C'è stato un lavoro straordinario dal punto di vista proprio del cinema, tenendo presente che è stato un anno veramente complesso, per cui infatti. Dovrebbero prendere il premio tutte le produzioni che sono riuscite in qualche modo a uscire al cinema, perché è stato veramente una soddisfazione il fatto di aver avuto la possibilità di vedere, nonostante tutto, così tanti film di così alto livello. Bene. Grazie Max. Anche, scusami, ti dico, sono contento anche di vedere, di aver sentito tante colonne sonore italiane molto, molto belle, molto ben composte, e quindi questo mi fa estremamente piacere. Non ho una colonna sonora straniera che mi rimane nel cuore quest'anno, ma italiana. Bene, un po' di patriottismo ci vuole ogni tanto, godiamocelo. Sì. Dai, allora alla prossima e tanti in bocca al lupo. Grazie il lupo, complimenti a voi e grazie per lo spazio. Allora, eccoci. Andiamo giusto con la candidatura alla miglior canzone originale, che le abbiamo nominate in testa, quindi sono Ginevra Nervi per Non odiare, poi Claudio Baglioni, Gli anni più belli, in questo momento c'è Invisible, Volevo nascondermi la tarma, c'è stato Checco Zalone con Tolo Tolo, e poi Laura Pausini con La vita davanti a sé. Ora vediamo chi vince. Nel frattempo ha vinto come miglior attore protagonista Elio Germano per Volevo nascondermi, e l'avevo azzeccato. Ma è stato comunque ringraziato Renato Pozzetto, perché è importantissima questa cosa. Che abbiamo intervistato. Vediamo l'ultimo, proprio in questo momento, vediamo chi vince, vediamo in diretta. Esatto, vediamo un po'. Vediamo chi è. Ragazzi, ha vinto Checco Zalone con Immigrato, colpo di scena, ha battuto la Pausini ed è neanche in diretta, è a casa sua. Ma in effetti, se ci pensi, forse giusto lui poteva battere la Pausini, quindi... sì, anche perché sta canzone è veramente, come al solito suo, molto sferzante, molto acida, cinica, ma ci sta. Se lo sapevo venivo, ha detto, fantastico, vabbè. Una battuta geniale, questa come al solito di Checco Zalone, vabbè, ci sta. Peraltro mi ricordo su Zelig credo, una bellissima serata dove c'erano appunto lui e la Pausini, sì, quindi... Vabbè, ma lui è sempre stato... Ma lui è un bravissimo musicista, tra l'altro, vorrei dire. Sì, a prescindere dal fatto del genere di film che fa, di quello come lo fa, della sua sferzante ironia, ma è veramente...
Sì, è stato ultimamente anche da Bollani, no? Ospite Sì. Ah, tra l'altro vorrei spezzare anche qui una lancia e guardatevi il bellissimo programma di Stefano Bollani, che è una boccata d'aria fresca per la musica in televisione in prima serata, prima del prime time, che vorrei dire tanto di cappello, perché Bollani è un genio. No, peraltro si dice che la musica non sia abbastanza affascinante in prima serata, va bene che non sta sui 3 canali principali, però veramente gradevolissimo, secondo me, anche chi non è un malato di musica come noi. Io credo che di fronte a un programma così ricco di intrattenimento di alto livello, anche perché lui non è solo un grande pianista, è pure un grande intrattenitore. No, ma poi ci sono i suoi libri che sprizzano cultura e conoscenza da ogni pagina ed è un piacere leggerli. Quindi niente, è stato consegnato, credo, a Pietro Valsecchi, se non mi sbaglio. Sì, non ti sbagli. Del film. Questo ce lo stiamo perdendo, veramente Valsecchi e Zalone insieme a Donatello. L'apoteosi. Sì. Quindi desumo che, almeno solitamente, dopo la miglior canzone originale c'è il premio alla colonna sonora, quindi vediamo trepidanti chi è che si aggiudicherà questo premio importante, questo premio prestigioso. E Francesco Favino, credo che sia allora lui che darà le nomination. Vediamo. Francesco Favino, che lo ricordo, no. Ragazzi, mi sa che è il documentario. Quindi se vince eventualmente il Tomio lo richiamiamo. Gli rompiamo le scatole, lo facciamo ricomparire così. Comunque, desumevo che facessero, quest'anno un po' stanno sconvolgendo i canoni classici del Davide Donatello, ma forse meglio così. Io pensavo quest'anno, Massimo, che ci risparmiavamo la solita maratona, invece mi sa che mi sbagliavo proprio. Ormai sono 22:38, andiamo circa sulle 2 ore e io mi auguro che insomma ma mai come l'anno scorso ne abbiamo fatte quasi 4, vorrei dire. Quindi sì. Ma l'anno scorso c'era il lockdown, quello vero. Infatti sono i documentari, quindi documentari abbiamo detto c'è Fate, Mi chiamo Francesco Totti, Notturno, Punta Sacra di Francesca Mazzoleni e The Rossellinis. Ah, The Rossellinis, sì, sulla storia della famiglia Rossellini, anche questo, insomma. Ha vinto Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli. Insomma, dai, ci sta, come dire, ci sta. È veramente carino e delizioso da vedere. Poi sono contento per Infascelli, che ha avuto una vita artistica un po' particolare, quindi sono contento. Non so se adesso si collegano con Francesco Totti, perché se tanto mi dà tanto, se prima Zalone, però forse no. No, c'è già Infascelli che ha fatto una bella critica di fondo, perché ha detto: pensavamo che tutti quelli che fossimo messi, che siamo stati messi qui nei loggioni, eravamo quelli là, i reietti, dei palchetti. Invece vinciamo anche noi. Hai visto? È simpatico. Ogni tanto qualche sperzata ci vuole un po' a smuovere questi Davide Donatello, che sono diventati un po' negli anni, devo essere sincero, faccio questa critica non molto velata, sono diventati quasi a pari merito con gli Oscar per scelte e vittorie non proprio delle più condivisibili. Comunque, vabbè, detto ciò, però quest'anno tutto sommato fino adesso, insomma, c'è un po' e un po', ecco, un po' e un po'. Sono equilibrati. Io devo essere sincero, la canzone l'avrei data o a Non odiare o a Volevo nascondermi, anche in ex aequo. Non avrei scelto Immigrato, però vabbè. No, io mi tiro fuori da questo perché, ripeto, sono tutti amici, poi noi dobbiamo essere svizzeri, come si suol dire, da questo punto di vista. Faccio un po' come faceva una volta il Vincenzo Mollica o il notturno, quello che dice sempre una domanda, datti una risposta. Marzullo, tu dici. Marzullo, sì.
Però, no, vabbè. Sai, Allora, con le canzoni c'è sempre il discorso del mi piace, non mi piace, alcuni certe canzoni piace quel genere rispetto a un altro, quindi è sempre piuttosto difficile fare una valutazione. Se uno fa una valutazione dal punto di vista tecnico, ci sono qui delle canzoni fatte dal punto di vista tecnico, appunto, sono ineccepibili. Certamente quella come al solito Zalone sta, come posso dire, vive soprattutto della simpatia del personaggio, dall'amore del pubblico. però niente da dire anche a lui. No, ma io guarda, su Zalone Oddio, chi sta entrando? Diego Batantuono. Davide Speciale alla carriera a Diego Batantuono. Quindi credo che venga dopo quello che ha notato alla Sandra Milo, presumo, perché là mi sono un attimino distratto, ma credo che sia stato il secondo David Speciale alla carriera. Intanto Mario Coppola ci fa una domanda fondamentale. Il Davide di Michelangelo. Mario, guarda, ma dai, diciamo, diffondiamo questa tua richiesta e magari facciamo un parallelo, lo facciamo noi, il Davide di Michelangelo di Soundtrack City, dai. Va bene. Senti, possiamo dire invece ai nostri, a chi ci ascolta, insomma, se tante volte vogliono dire in chat le loro preferenze, appunto, o del miglior film o della miglior colonna sonora, fate pure, cioè, vediamo un po', insomma, se chi ci ascolta elargiteci le vostre opinioni, esatto, i vostri desiderata, dai, diteci cosa ne pensate, tanto rimane fra di noi e tutti quelli che ci stanno seguendo. Ma sì, ma poi soprattutto stiamo qui nell'attesa del miglior compositore, che a noi diciamo preme più di altri, non perché gli altri siano meno importanti, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo, diciamo, a uno delle categorie. Ricordiamo che la colonna sonora, la musica originale, rientra tra i primi 3 fondamentali elementi di un film. Dilli. Regia, sceneggiatura e musica originale. Poi c'è fotografia e recitazione, cioè attore, c'è recitazione. Ma molti sono dimenticati. No, ma ecco perché il discorso del come dire, inserire il miglior compositore nell'ambito dei cosiddetti premi tecnici è una cosa che, ripeto, non si può sentire, con tutto il rispetto dei tecnici, insomma, ma la musica non è un aspetto tecnico, ma un aspetto autorale, un aspetto creativo. Bravo. Poi tutti quanti i ruoli hanno la loro propria creatività, certamente, però insomma, notoriamente nell'ambito sia del teatro musicale e quindi anche del cinema, insomma, la musica è un elemento trainante. Allora, tra l'altro ho notato che quest'anno hanno chiamato autore della fotografia, non più direttore della fotografia, quindi già si sono un po' ravveduti anche da quel punto di vista lì. Intanto però 2 compositori ci danno ragione, ovviamente, e noi salutiamo. Grande, ciao Salvatore, ciao Susan. Stasera dovevamo avere le quote rosa, che lo ribadisco, dovevamo avere il contributo di Ginevra Nervi e la Tarma, ma ahimè non ci sono arrivati per tempo. Attenzione, vedo che si sta muovendo qualcosa. Che cosa? Ma trattasi di mi sa che è colonna sonora, mi sa. È Matilda De Angelis. Togli sottopancia, mio caro socio. Ah, giusto. Sta parlando di poetica e estetica, quindi non so a chi si stia riferendo, potrebbe essere benissimo la musica. La prende alla larga. No, vediamo miglior acconciatore. Miglior acconciatore, ok. Vediamo. Abbiamo Favolacce, Amma Met, che devo recuperare, che non ho visto, le sorelle Macaluso, Miss Marx, che è su Now TV Sky, e Volevo nascondermi. Vediamo chi vince. Ho avuto un attimo di prurito schienale. Ma fino adesso Favolacci ha vinto qualche premio, così per capire? Credo di sì.
Sesto Davide Donatello a Aldo Signoretti per volevo nascondermi, sta facendo incetta. Vedi? Sì. Sono contento. Effettivamente non ci sta male. Il reparto acconciatore. Intanto nella chat dell'associazione della CMF fiaccano le foto dei protagonisti direttamente al Teatro dell'Opera. Purtroppo non le posso far vedere perché se non mi danno il permesso non posso, quindi eviterei, però insomma ci sono delle belle fotografie dove si vede Michele Braga, Max Viale, Pivio, insomma, ecco, un po' tutti. Abbiamo cercato di comunicare anche con uno dei compositori giovani della cinquina di quest'anno. Attenzione, di che si tratta? Girati un po'. Miglior regia. La regia è ancora... Hai capito? E abbiamo Favolacce, Ammamet. Favolacce, ragazzi, è un film tosto, ne ho parlato in vis-à-vis, è veramente un film tosto. E poi abbiamo Ammamet, dicevo, le sorelle Macaluso, Miss Marx e Volevo nascondermi. Questa è regia. Cosa accade? Vabbè, questa volta io scrivo, Scrivo anch'io, scusate che mi sono un attimino perso, ma secondo me miglior regia abbiamo detto, io sono pronto. Vediamo. Miglior regia, vediamo. Ma c'è la Nicchiarelli, c'è Giorgio Diritti, Volevo nascondermi. Vediamo chi vince. Io l'ho scritto, Non ci azzecca. Guarda che bello il tema di Biscarini e Furlati in sottofondo, è molto molto carino. Peccato che non possiamo farlo sentire, però magari si percepisce. Vediamo chi vinse. Momento di tensione. I gemelli di Don Innocenzo. Ragazzi, l'ho azzeccato. Volevo nascondermi, ha vinto Giorgio Diritti. E se lo merita. Io non sono sorpreso perché io questo, Favolacce. Sono sorpreso perché sono contento anche. Sono sorpreso ma contento. Ma guarda, questa sera mi stanno lasciando ben stupito i Davide Donatello. Ok, tanto Volevo nascondermi, credo che anche questo film è rintracciabile e vedibile per chi ha Now TV e Sky proprio su quella piattaforma. Poi spero che con la scusa che ha vinto la regia e altri premi che ora non devo andare un attimino a ricapitolarli, lo rimettono al cinema, visto che ha avuto un passaggio molto fugace poi pre-pandemia, ma proprio e vogliamo ricordare che Volevo nascondermi fa parte delle 5 nomination o 6 nomination, sai che non mi ricordo, 6 nomination del miglior compositore, appunto Marco Biscarini e Daniele Forlati, che abbiamo sentito all'inizio della nostra diretta, ormai quasi un anno fa, perché stiamo andando a 2 ore e passa, 2 ore e passa fa. L'alternativa di quest'anno non mi sta dispiacendo, no? Che noi che parliamo in diretta come gli youtuber, gli influencer più fighi, non siamo fighi. Qua c'è la bellissima Vittoria Piccini. Allora, vediamo chi Dimitri Pirsapoulos ci dice il peggiore, non so riferendosi a che cosa, ma va bene lo stesso, forse non gli è piaciuto il film, non lo so, si è limitato specificano giusto per capire a cosa ti stai riferendo. Adesso invece dove andiamo? Massimo, tu che segui, che categoria è? Ero rimasto colpito dalla bellezza della Vittoria, con questi occhi verdi bellissimi che proprio trapassano lo schermo. Allora, mi sa che è colonna sonora, compositore. Sta parlando di musica. Sì.
Qua metto l'audio, guarda. Ok, e beh, questa volta sì. No, miglior suono. Miglior suono. Ci siamo. Quindi abbiamo Miss Marx, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, e poi abbiamo Amamet, Favolacce e Volevo nascondermi. Vediamo chi che vince. Sono tutti in piccionaia. Vediamo. Attenzione. È credo 6 anni che utilizzano ai Davide Donatello la musica del Buono, il brutto e il cattivo di Morricone. Potrebbero anche cambiare, però vabbè. Quest'anno ci sta. Beh, sì, quest'anno ci sta, in effetti ci sta. Ragazzi, Volevo nascondermi ha vinto. Oh, di nuovo Volevo nascondermi. Allora, vogliamo ricordare la cinquina, i nomi, perché bisogna sempre farli. Allora, presa diretta vai. Carlo Missidenti, microfonista Filippo Toso, montaggio Luca Leprotti, creazione suoni Marco Biscarini, mix Francesco Tumminello, con cui ci ho fatto ultimamente la serie Tutta colpa di Freud. Quindi, insomma, bravi, complimenti. Bravi, alto premio molto strameritato. Bene, sono contento. Sta parlando, credo che stia parlando, se non ho capito male, sta parlando Missidenti, Carlo Missidenti. E dai, bene. Se poi non ricordo male, ora dovrebbero abbinargli il miglior compositore. Uno tira l'altro. Quindi, tu dici sempre così, ma secondo me mi fregano. No. Mi frego. Lo presenterà direttamente Marzullo, il vincitore. Non so se noti lo stesso colore di pelle io e Carlo Conti. Secondo me, ma io non faccio le lampade. Voglio dire che Nature e melatonina sicula terronica. Volevo dire a proposito del suono che magari forse non tutti sanno che una volta il suono non veniva dato a un gruppo di 5 tecnici, ma dopo un bel rumoreggiamento che fece tutta quanta la filiera del suono qualche anno fa, fu cambiata insomma la regola, e quindi tutti i responsabili del suono, della filiera suono, sono coinvolti in questo premio, e mi sembra peraltro giustissimo. Intanto vedo di nuovo... mi sa che stanno andando in pubblicità, sto facendo vedere un po' di red carpet, infatti tra poco un po' di red carpet, ma io direi che potremmo magari nel frattempo ed eventualmente stoppare e poi rimandarla, cioè da quel punto in poi mandare l'ultima intervista che ci manca, o no? O lo vuoi mandare? Vediamo un attimo, vediamo se dopo la pubblicità non ci pagano un attimo la storia. Che volevo dire? Hai avuto modo di sentire le canzoni invece sia di Ginevra Nervi che di La Tarma? Io ho sentito le canzoni di tutti i film nominati. Perfetto. Per questo ho fatto quella considerazione poc'anzi, che secondo me quelle più diciamo attendibili per ricevere un premio. Allora, io sono una persona che ama moltissimo la melodia, ama il tema, quindi quando questo qua diciamo arriva subito all'orecchio preferisco. Effettivamente quella più cantabile, più orecchiabile è la canzone che ha vinto tra l'altro il Golden Globe, che è quella di Laura Pausini del film con la Sofia Loren, che ha vinto anche il premio come miglior attrice, La vita davanti a sé. Molto classica, molto in stile Diane Warren e Laura Pausini, ci sta. Non è stata baciata dall'Oscar perché era candidata anche all'Oscar, ha vinto tra l'altro una canzone insulsa, devo essere sincero, probabilmente insulsa quest'anno, ce n'erano anche belle, ma chissà per quale motivo l'Oscar mi ha dimostrato per l'ennesima volta che non ci quaglia. Però devo essere sincero, quelle che erano candidate quest'anno io trovo simpaticamente simpatica, come al solito, in Luca Medici alias Checco Zalone, le sue trovate geniali di essere anche polemico in maniera ironica e sferzante, ma non ritenevo che potesse vincere un premio come il Davide Donatello, e mi direzionavo più verso
Ginevra Nervi e Non odiare, che esplode questa canzone sul finale del film, come diceva per l'appunto Aldo. In testa a questa nostra lunga carrellata ai David, e poi quella di Volevo nascondermi, perché anche lì esplode in maniera preponderante questo tema bellissimo che nel film si percepisce. È un po' lo stesso lavoro che c'è stato, lo stesso lavorio di logica compositiva che c'è stato in Non odiare hanno fatto Biscarini e Furlati con Volevo nascondermi. Ma io ad esempio ho apprezzato tantissimo Invisible, appunto cantata anche dalla Tarma, perché bellissima canzone, molto suggestiva, arrangiata veramente con grande gusto, grande raffinatezza, e anche la voce della Tarma mi ha piacevolmente colpito. Insomma, non la conoscevo, tra l'altro. Poi una persona molto simpatica, molto disponibile, molto cortese, persona veramente in gamba. Però infatti mi è dispiaciuto che non ci abbia potuto poi mandare il contributo. Siamo ritornati in diretta con il Davide Donatello. Non sia mai che sia giunto il momento. Vediamo, speriamo. Suggestiva però questa versione teatral operistico. No, molto bella. A me piace molto la location del Teatro dell'Opera, secondo me è fantastica. C'è Enrico Brignano, che cosa gli faranno dare? Enrico Brignano, adesso Enrico Brignani farà la solita sua il solito monologo, e allora monologo fantastico, anche quello bello, a meno che non presenti lui i compositori. Vediamo, non vedo il nesso, però vediamo cosa dice Brignano. Metto l'audio così. Infatti si è avvicinata anche la mia compagna, perché anche lei piace Brignano. E come si fa? No. E dimmi. Allora, no, invece volevo una cosa, però la possiamo dire, che Favolacce fino adesso doveva spaccare il mondo, ma non mi sembra, insomma, mi sembra che sia il grande assente fino adesso, sì. o mi sbaglio? Sì. Facciamo dei calcoli, che tu riesci ad arrivare. No, me non ho preso i conti, però insomma non mi sembra che corrisponda i vari premi fino adesso dati alla... Fantastico. Avete chiamato per dare il miglior attore? No, l'abbiamo già dato. Il miglior attore protagonista? No, l'abbiamo già dato. Quindi al miglior protagonista non attore? Niente. Non sa che cosa gli è avanzato di premi da dare. Non dà premi, questo Brignano non dà premi, non ne fanno dare nulla. Quindi viene, ma... Però se vogliamo fare Miss Cinema, però se vogliamo fare una specie di carrellata anche questa, manca film. Film sarà l'ultimo, immagino, quindi... Produttore, manca compositore, credo costumista è stato già dato. Costumista è già stato dato. Montatore è stato dato. Sì. Effetti visivi manca ancora. Cortometraggio. Film straniero e David Giovani. Non ce ne sono tanti. Noi a quelli che ancora hanno la forza di sentirci, diciamo che noi siamo costretti a rimanere qui fino a che non arriverà il premio del miglior compositore. Io adesso sarei tentato di fare come dicevi, cioè di mandare appunto l'ultimo nostro ospite, è anche interessante, perché trattasi di Michele Braga, che peraltro è appunto candidato con L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, ma io ho il sospetto che appena parte il video inizia, è un classico. Esatto, però noi lo bloccheremo. Mi dispiace per Michele, tanto poi lo recupereremo subito dopo. Allora io direi di mandare a questo punto il contributo di Michele Braga per questa colonna sonora appunto del film di Sidney Sibilia, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Datemi solo il tempo di approntare. Di cui per ora ha vinto la Matilde De Angelis come miglior attrice non protagonista, quindi
Aspetta. Ragazzi, il tributo a Gigi Proietti. Ecco perché. Mi alzo in piedi anch'io, scusate, faccio così. Ma raga, un premio al grande Gigi ci voleva, dai. Mi sembra più che dovuto. Sì. Che non ha avuto una carriera cinematografica. Che non ha avuto lui una carriera cinematografica strabiliante, però insomma ha fatto un paio di film che sono rimasti, ad esempio Febbre da cavallo, di cui parliamo spesso. Peraltro anticipiamo che abbiamo, a proposito degli autori della colonna sonora di Febbre da cavallo, abbiamo intervistato Fabio Frizzi, abbiamo intervistato Vince Tempore e presto intervisteremo anche Franco Bixio, che non è solo compositore, è anche editore della celebre casa editrice, appunto. Allora che faccio? Io aspettate che vediamo che vada, mai siamo in questa impasse, dobbiamo capire se ci continuiamo, giochiamoci fino da pokeristi, vediamo se adesso ha fatto una sorta di in memoriam come fanno agli Oscar, ma li ha nominati verbalmente, leggendoli. Grande Sofia, la grande Sofia Loren. Milò Truccatore. Niente. Milò Truccatore. Ok, andiamo ora su. Infatti noi ci andiamo a dare trucco e parrucco anche noi. Io quasi quasi vado anche a menzionare, perché data l'età ce n'ho bisogno. E chi è che dà? Andiamo. Vai. Uno dei giochi preferiti di tutte le bambine è truccarsi. Inizi imitando la mamma e poi strisciandoti la faccia e poi vai a fare quel minimo. Eccolo qui, benvenuto a Michele Braga. Ciao Michele. Ciao Marco, grazie dell'invito, sempre un piacere. Grazie, ma è dovuto l'invito, visto che sei uno dei candidati appunto alla... Oddio, come si chiama quest'anno? Miglior musicista, che era cambiato, no? Non è più miglior musicista, è diventato miglior compositore, miglior... Dico la verità, non ci ho fatto neanche caso, però può darsi che sia cambiato, sì, hai ragione. Quello che compone le colonne sonore, eccolo lì, Michele Braga. Allora, senti, tu sei in lizza con l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ormai è uscito da un po', no? Dico bene, sarà uscito da 4-5 mesi, dico bene? Sì, sempre 2020. Sì, peraltro è uscito sulle piattaforme digitali. Ecco, l'ultima volta che ci siamo sentiti tu non ci potevi parlare, eri abbottonatissimo perché ancora non è uscito, quindi adesso immagino che potrai dirci la qualsiasi di tutto. Senti, invece, allora ci parli un attimo della realizzazione di questa colonna sonora, che poi ti dovrò fare una domanda invece da music supervisor, perché questa colonna sonora si meriterebbe, anzi, la candidatura anche come voglio dire, però non esiste questo tipo di premio. Dimmi, no, allora, anche proprio il ruolo di music supervisor in Italia ha diverse interpretazioni, mentre invece quando mi sono trovato a lavorare con music supervisor all'estero hanno tutto un altro ruolo, spesso vengono, adesso la faccio breve, però forse non tutti lo sanno e magari può essere utile. Il music supervisor all'estero spesso e volentieri viene contattato dalle produzioni con la sceneggiatura in mano e spesso può succedere che sia richiesto proprio al music supervisor di esprimere una rosa magari di 2 o 3 possibili musicisti adatti a quel film, perché il music supervisor poi avrà il controllo e la direzione un po' artistica del lavoro che poi verrà fatto. È chiaro che poi c'è il lavoro del regista con il musicista che ha tutto un rapporto a sé, però il music supervisor ha un ruolo molto importante. E come dici bene, nell'incredibile storia dell'Isola delle Rose, il lavoro che è stato fatto sul repertorio in particolare è stato secondo me importante, lo ha seguito Roberto Corsi, abbiamo avuto anche un music editor inglese che si chiama Lawrence Creed, è stato molto, molto bravo, mi ha fatto anche da assistente, è stato veramente un grande acquisto. E devo dire che nei lavori per Netflix
la figura del music supervisor o comunque una grande consulenza per il repertorio, che spesso faccio io anche, perché do una direzione artistica nei progetti che seguo, e quindi la direzione artistica spesso comprende anche il repertorio. Netflix è qualcosa che richiede molto, e quindi anche in questo caso è stato importante. Devo dire in particolare che i film di Sidney Sibilia hanno tutti un repertorio pazzesco, fin dai primi Smetto quando voglio, e quindi lì la direzione la dava lui, Gianni Vezzosi, un po' io e Roberto Corsi, però insomma un po' tutto il team si muoveva in un'unica direzione, ecco. E voglio dire, tanto per fare dei nomi, che questa imponente tracklist, che è inusuale per un film italiano peraltro, Sì. contiene Jimi Hendrix, Kinks, Nico Fidenco, Vianello, Shocking Blue, Rita Pavone, insomma i Dick Dick, Barry Maguire, quasi un quadro degli anni 60, degli anni in cui... Pensa che Vianello, che ha adesso non voglio fare gaff, ma insomma ha una bella età, e a parte che è bello come il sole, sta benissimo, era uno spettacolo, ed è venuto in studio con noi a reincidere il peperone e il capello, che sono stati riarrangiati perché poi vengono eseguiti live durante le riprese, e quindi c'è una band che esegue live e c'è un attore che fa finta di essere Vianello in quegli anni, perché lui era un po' il re delle serate sulla Riviera in quel periodo, quindi è stato anche omaggiato da questo punto di vista. Comunque sì, tanto repertorio bello. Senti, adesso invece passiamo a te, direttamente a te. Allora, delle tracce che fanno parte della tracklist poi di questa colonna sonora, io ad esempio vedo la numero 1, Monsieur Thomas, se vado a chissà se ho pronunciato bene, sento degli echi desplattiani, che è un complimento, non è, no, puoi immaginare. Ecco, ci parli un po' invece della tua colonna sonora, di come hai lavorato appunto a... Guarda, la colonna è stata, diciamo, è stato difficile trovare il tono adatto, perché questa, diciamo, in sceneggiatura... Scusate se abbiamo stoppato Michele Braga, ma è arrivata finalmente la categoria miglior compositore, che giusto Michele Braga in questo momento è proprio lui, dopo che hanno premiato miglior sceneggiatura non originale a Lontano Lontano e miglior truccatore a Hammamet. Vediamo chi vince. Pio Aldo Descalzi, Non odiare. Marco Biscagni e Daniele Furlati, Volevo nascondermi. E prima c'erano Miss Marx, Il gatto cileggia contro il grande freddo. Vediamo chi vince. Sono tutti lì in piedi, che sono carini. Dai, che carini, veramente. Guardali. Oh, ha vinto Gatto ciliegia contro il grande freddo. Dai. Guarda Max. Guardate Max, ragazzi. Questo è un sorpresone, veramente. Sorpresone. No, va bene, ragazzi. E anche quest'anno abbiamo avuto chi ha vinto il premio. E dopo in coda rifacciamo sentire Max Viale, così chiudiamo con lui. Sta ringraziando tutto il gruppo con cui ha lavorato, un lavoro di gruppo. Complimenti. Guarda che bello Max, tutto bello imbellettato con il papillon. Non sento il suo discorso, alza un attimo così lo sentiamo. Aspetta, dai. Dei diritti dei lavoratori, di più. le donne, i bambini. Dedichiamo questo premio alle nostre compagne, ai nostri compagni, ai nostri figli, ai nostri bambini, perché come diceva lei, il futuro è dalla vostra parte. Grazie mille. Grande, che emozione, Dai. È già stato annunciato il premio. Va bene, dai. Allora... Il premio dello spettatore va a Tolo. Dai, allora continuiamo con l'intervista che stavamo guardando. Abbiamo stroncato Michele Braga, ma giustamente non se ne voglia, perché avevamo questo premio finalmente arrivato dopo quello della sceneggiatura non originale. Allora, mentre io faccio i complimenti alla chat proprio della CMF, a
a Max Viale, perché questa è stata veramente una sorpresa, penso che pochi se l'aspettavano, e le sorprese sono sempre una bella cosa, in questo caso, insomma, in questo caso, considerato la storia del gatto ciliegia contro il grande freddo. Allora, noi ci finiamo di sentire l'intervista a Michele e poi chiuderemo appunto di nuovo con il contributo di Max Viale che ci ha rilasciato. Bene. Andiamo. Questa colonna io l'avevo immaginata molto epica, perché comunque è il sogno di un singolo, di un genio visionario durante gli anni 60, cioè ci sono tutti gli elementi che ti solleticano, no? La fantasia, ti spingono a scrivere tanto e magari in maniera anche un po' sontuosa, perché comunque è la realizzazione di un sogno, di un'idea che da aspetto embrionale poi evolve e si riesce a realizzare. Quindi avevo proprio voglia di scrivere qualcosa che tendesse un po' all'epico, e mi sono poi ricreduto in parte, soltanto in parte, perché giustamente Sidney mi faceva notare che sì, è vero, era il 68, ma era pure il 68 a Rimini, di questi ragazzi, insomma non era... E comunque è vero che era un'impresa eroica, ma che comunque non l'avremmo dovuta raccontare come la racconterebbero, per dirla diciamo male, gli americani, capito? Cioè non dovevamo avere un taglio troppo hollywoodiano. D'altronde chi ha visto Gli smetto quando voglio di Sidney vede spesso questa volontà un po' dissacrante. Sì, sei l'eroe, però sei anche diciamo un eroe pieno di dubbi, pieno di difficoltà che non si riesce a realizzare, eccetera. La stessa cosa vale per il personaggio di Elio Germano, cioè di Giorgio Rosa, interpretato bene da Elio Germano. E quindi ho cercato di trovare un equilibrio tra un equilibrio timbrico, usando anche strumenti che potessero ricondurre un po' alla musica che nell'immaginario sta negli anni 60, unendolo all'orchestra e in particolare agli ottoni, che avessero comunque un'orchestra spesso con sordino, che avesse un sound anche quello riconducibile un po' agli anni 60, cercando di metterci un po' di epica, però un po' di epica a modo nostro, insomma, diciamo così. E quindi è stato un lavoro di metti e togli, eccetera, e io sono, devo dire, abbastanza contento del risultato, e sono contento diciamo anche del tema, del primo tema dell'isola che si sente, che è un tema fatto con il contrabbasso, molto semplice, che inizialmente racconta, diciamo, un sogno, una piccola idea, no? Le idee come sono? Spesso sono molto sottili, sono fragili anche, no? E spesso sei anche sotto, come dire, devi anche proteggerle le idee, devi difenderle, perché chiunque vorrà cercare di abbatterle, no? E invece la capacità di questo genio visionario di tenere questa sua idea e di realizzarla in questo modo anche, devo dire, un po' delirante e divertente, con quel piccolo tema semplice e sospeso cercavo di raccontare questo, un tema che poi evolve e si conclama, diciamo, alla fine, quando, senza spoilerare, però insomma si arriverà un po' alla resa dei conti. Sì. Allora, vedo Castellitto nel frattempo. Sì, stanno dando il premio a migliori effetti speciali visivi, quindi sono Ammamet, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, e poi Miss Marx. Sì. Allora, noi intanto come The Book of Vision, non so che sia, e poi volevo nascondermi. Tra l'altro stavo facendo i complimenti a Max Viale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma poi è bella c'è stato anche, vediamo chi vince. Poi voglio fare un commento a un nostro spettatore che ci segue spessissimo sulle puntate di Sound City, ci ha seguito fino a quando hanno dato il premio a Checco Zalone per Tolo Tolo, si è indispettito e ha detto buonanotte, chiudo, voi siete bravissimi, ma io questo premio non lo concepisco,
basta, finisse. Quindi Lorenzo Lorenzini, ti ringrazio di questo tuo commento, anche se non abbiamo potuto mandare, perché possiamo anche comprendere. Non so che film abbia vinto, devo essere sincero, non ho la più pallida idea. Per gli effetti speciali visivi non so chi sia. Dimmi, caro Marco, lo scopriremo. Allora, io volevo concludere questa nostra nuova ennesima maratona, appunto rifacendo ascoltare l'intervento di Max Viale. Penso il giusto tributo a chi appunto ha vinto. A me mi piace questa storia, peraltro, che noi ci ha raccontato quando l'abbiamo intervistato, cioè di questo gruppo che arriva dai centri sociali di Torino, conosce Susanna Nicchiarelli che li segue in tournée e nasce questa loro collaborazione che arriva fino ad oggi. Beh, questa storia a me piace tantissimo, insomma, quindi insomma sono sorpreso, anche questa volta il Donatello mi ha sorpreso un paio di volte, quindi è una buona cosa. Devo dire che quest'anno ci stanno lasciando a bocca aperta, perché effettivamente è un po' fuori canone classico e ha delle sorprese, alcune tra l'altro molto belle. Provo a mandare un messaggio vocale a Max Viale, che magari mentre mandiamo la sua intervista che abbiamo fatto vedere all'inizio di questa puntata, di questa maratona, magari ci lascia una sua impressione vocale e ve la facciamo sentire. O digli se ci manda un video, noi lo possiamo poi mandare in diretta. Allora, intanto rimandiamo il contributo che oggi pomeriggio ha rilasciato appunto a Massimo poche ore prima appunto della premiazione al Davide di Donatello. Ciao Max Viale, gatto ciliegia contro il grande freddo. Ciao Max. Ciao Massimo Privitera, grazie per l'ospitata, come stai? Bene, tu come stai? Anzi, in realtà, come ti senti? Come dire, parto da uno strato di ansia e poi a venire tutti gli altri, paura, emozione, insomma. È particolarmente emozionante quest'anno perché siamo in presenza, quindi in parte in presenza, con tutto quello che significa anche dal punto di vista della complessità organizzativa. Quindi siamo qua. Questo è già un grande passo avanti, insomma. Inaspettata questa nomination, come l'avete accolta tu, Susanna, tutti gli altri? Le varie nomination in realtà, perché non è che solamente... Ma guarda, le nomination sono sempre inaspettate e la grande sorpresa è stata averne così tante, insomma, su un film che bisogna tenere presente che elude da alcune nomination, perché attori, protagonisti e non sono in questo film attori internazionali, stranieri, quindi non possono partecipare alle selezioni per la candidatura. E quindi di fatto abbiamo avuto 11 candidature su 12 possibili, quindi siamo ovviamente strafelici tutti quanti, per tutti, cioè nel senso che ovviamente essendo un'opera corale siamo contenti per tutte le candidature, perché la squadra insomma è ben rodata e molto, molto forte, c'è molto feeling, e quindi siamo contenti per tutte le candidature. Dai, siamo contenti anche noi per voi. Grazie. Incrociamo le dita con tutti perché siamo soddisfatti di questa grande prova, di questo Miss Marx. E in realtà, secondo te cosa ha colpito in particolar modo la giuria dei David da un punto di vista proprio della categoria, in questo senso miglior musicista, categoria della colonna sonora? Ma sicuramente intanto è una colonna sonora che è stata anche riconosciuta, siamo stati a Venezia col film in concorso e già abbiamo avuto il grande piacere di avere un riconoscimento, il Soundtrack Star Awards per la colonna sonora di Miss Marx. Credo che sia piaciuta
in generale appunto l'attitudine, cioè come siamo riusciti in qualche modo a portare avanti questo progetto complesso che ha visto la collaborazione addirittura di 2 gruppi, quindi oltre a noi ci sono anche i Downtown Boys, questa band di giovanissimi americani, simpaticissimi, che hanno messo a disposizione nel progetto sonoro, che comunque è stato strutturato come tutti i progetti sonori di Susanna fin dall'inizio, fin dalla scrittura del film. Avevamo l'esigenza proprio di creare questo contrappunto, no? Questo contrappunto sia per tratteggiare il personaggio Eleanor Marx nei suoi aspetti di impegno, di battaglie, di impegno sociale, sia nell'aspetto sentimentale suo, e quindi abbiamo così avuto questa idea di mettere in contrasto, in contrappunto anche 2 generi musicali, per cui i Downtown Boys hanno messo a disposizione dei loro brani editi, hanno fatto una bellissima versione per il film dell'Internazionale. Noi invece ci siamo un po' più occupati della parte sentimentale di Eleanor, e quindi Susanna ha avuto questa idea, e per noi è stata una sfida pazzesca, di elaborare, di riadattare dei brani dell'epoca, quindi stiamo parlando del 1800, quindi Chopin, Liszt, con ovviamente una nostra identità sonora, che è un po' quell'identità che c'è in tutti i film di Susanna, perché noi abbiamo avuto la grande fortuna di cominciare a lavorare con lei fin dall'inizio, fin dalla sua opera prima. Sì. Credo che questo modo di presentare in un film d'epoca questo contrasto musicale sia piaciuto, ecco. Sia piaciuto il progetto generale, ecco, del suono, e noi siamo estremamente soddisfatti perché facciamo un lavoro molto molto determinato sul suono, su tutti gli elementi sonori del film, per cui entriamo anche in relazione con il suono d'ambiente, con i dialoghi, con tutto il progetto sonoro, per cui è un riconoscimento del lavoro di tutti quelli che ovviamente si sono occupati degli elementi sonori del film. Infatti anche il suono è candidato e siamo contentissimi per questo. Bene, bene. Senti, allora, intanto nuovamente vi facciamo tanti in bocca al lupo all'opera complessiva. Poi ovviamente noi di Soundtrack City ci dedichiamo col cuore a quello che è l'aspetto musicale, e che, come ultima domanda che ti faccio, Max, allora, eccoci qui, insomma, l'abbiamo fatto risentire, dai, era dovuto. Infatti, senti, nel frattempo dimmi. Ha vinto come miglior produttore. Quindi... Chi ha vinto? Scusa, non ho sentito. Miss Marx ha vinto come miglior produttore. Vedi? Dai. Caspita. Ora non so cosa... Ma io direi allora a questo punto, dai, di salutare tutti quanti. Abbiamo fatto dopo quasi 3 ore di diretta, direi che direi 3 ore e 37. Anche... Ecco. Infatti. Possiamo salutare e godetevi gli ultimi premi, che tra l'altro ne sono rimasti veramente quelli proprio basic. C'è la Pira de Sassis, che credo che dia a questo punto la regia, o forse miglior film straniero. Comunque, film. Vedete voi, noi andiamo a fare Nanna. La Nanna. Ricordandovi però che chi ha vinto, allora, per quanto riguarda la canzone originale, ha vinto Checco Zalone con Tolo, la canzone di Tolo, Immigrato, e miglior colonna sonora, miglior compositore, ha vinto Max Viale, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Downtown Boys per Miss Marx. Quindi previsioni quest'anno ne avremmo potute fare tante, ma non ci avremmo azzeccato, quindi forse meglio così, perché siamo stati ben sorpresi. Quello che vedo fino adesso, ripeto, favolacce mi sembra proprio a digiuno, quindi quello quasi a digiuno, credo di sì, però insomma potrebbe vincere dopo come miglior film.
Noi vi salutiamo, ciao ciao ciao, alla prossima. Ciao, buonanotte. Attenzione, piccole anticipazioni, giovedì noi abbiamo il magazine e domenica abbiamo Stefano Mainetti, quindi chiunque voglia unirsi a noi con appunto nel vedere questa intervista a non solo un grandissimo compositore ma anche un grandissimo didatta. Infatti. Dico bene? Ciao a tutti. Bene. Buonanotte, ciao a tutti. Buonanotte.